Grazie quindi a tutti voi, a tutti i presenti che avete accolto l'invito che abbiamo formulato per questo convegno sul futuro della specialità regionale. Mi corre l'obbligo inizialmente di ricordare come questo convegno si prosegua il ciclo di incontri e seminari che la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative sta organizzando in questo periodo sui temi del regionalismo, l'autonomia, la specialità, differenziazione e la riforma costituzionale in itinere. È evidente che viviamo una stagione di riforme, il Parlamento ha licenziato la riforma costituzionale, ci stiamo preparando ad un referendum sulla riforma stessa, e come conferenza delle assemblee legislative regionali abbiamo quindi inteso organizzare una serie di seminari sui temi che appunto ho testé elencato in termini di acquisizione di pareri, di esperienze, di competenze su questi argomenti per poter stimolare anche un dibattito costruttivo rispetto appunto a questo periodo e dare anche un contenuto a quelle che saranno le scelte, un presupposto a quelle che saranno le scelte a cui saremo chiamati appunto nel prossimo autunno. Oggi qui a Trieste vogliamo iniziare dal ricordo e dall'opera del triestino Livio Palladin, costituzionalista, giudice e presidente della Corte Costituzionale, ministro della Repubblica, per poi attualizzare alcuni studi e riflessioni sulle ragioni della specialità in questa fase politico-istituzionale così importante e delicata. Il percorso istituzionale del regionalismo e della specialità ha avuto nei decenni alterne vicende, trovandosi spesso a vivere processi di avanzamento, talora improvvisi e superficiali, ed altrettanto improvvisi e dannosi arretramenti. Si sono così venute a creare situazioni di incertezza e disorientamento e indeterminatezza, confronti talora aspri con lo Stato centrale e tra regioni, conflitti che sempre più frequentemente la Corte Costituzionale è stata chiamata a dirimere laddove la politica non ha potuto o voluto prevenirli. Certo, sul piano nazionale le differenze territoriali, anche gravi, permangono e purtroppo anche le regioni non sono esenti da responsabilità nel corso della loro storia, ma qui si tratta di far avanzare l'intero regionalismo italiano. Ci sono vaste aree nel nord come nel sud del Paese con capacità e potenzialità enormi. Vanno messe nelle condizioni di esprimerle. Ci sono bilanci regionali sani che possono diventare il presupposto per esercitare ulteriori competenze secondo quel concetto di regionalismo differenziato o asimmetrico che può essere un nuovo orizzonte degli assetti istituzionali. Lo Stato deve assumerne piena consapevolezza. Le riforme devono esaltare e non comprimere le regioni e le loro competenze. L'autonomia è un valore costituzionale che non può essere disatteso. Non per nulla è un principio fondamentale che trova la sua sede nell'articolo 5 della Carta Costituzionale. Al nord come al centro e al sud troviamo regioni che presentano modelli gestionali ed organizzativi avanzati ed innovativi, classe dirigente onesta e preparata, comunità locali moderne e giustamente ambiziose, distretti produttivi e sociosanitari competitivi a livello globale, istituzioni culturali della formazione di eccellenza. Queste risorse umane e materiali non possono andare perse. Queste risorse, unite a quelle espresse dai territori della regione sottospeciale, possono scrivere, e siamo certi devono scrivere, una nuova pagina dello sviluppo economico, sociale e culturale della nazione. Ecco, con questo pensiero introduttivo io passo la parola al collega Presidente del Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna, che è qui con me, professor Ganau, e che coordina all'interno della conferenza delle assemblee legislative le assemblee legislative a statuto speciale.
lascio la parola a lui per un suo saluto introduttivo, prima di passare ovviamente ai relatori. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, un saluto da parte mia e dalla conferenza, dal coordinamento delle regioni speciali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ringrazio per l'invito il Presidente Jacopo a questo convegno che tratta un tema che è di strettissima attualità e particolarmente delicato, quello sul futuro delle specialità. Io credo che non sia questa la sede, non sia questa la regione dove devo ribadire le ragioni della specialità, ragioni che persistono e che per molti versi sono anche rafforzate. Credo, lo dico con molta franchezza, che sbagli chi pensa che la crescita delle regioni, delle cosiddette regioni ordinarie, verso un regionalismo differenziato passi per la cancellazione delle specialità. Credo invece che le regioni speciali possano essere il punto di riferimento attraverso modelli anche virtuosi che all'interno di esse si esercitano per costruire quel percorso di autonomia differenziata, di regionalismo differenziato che è nell'aspirazione e nell'interesse, credo di tutti. La specialità continua ad essere vista da alcuni come privilegio, senza capire, ripeto, tralasciando le sacrosante ragioni fondanti che siamo disposti, abbiamo spiegato in tutte le occasioni, siamo disposti a rimettere in discussione pubblica con chiunque, e sebbene esercitata la specialità è sinonimo di modernità, di competitività, responsabilità, sussidiarietà e di cooperazione solidale, che sono valori autentici per l'intero Paese e non per una parte di esso. Sono principi, modelli e qualità delle politiche pubbliche che possono essere appunto obiettivo di tutti e non devono essere preclusi ad alcuno. Oggi è stata avviata una discussione sulle modalità di modifica degli statuti in ragione della riforma costituzionale in corso. E io credo che ci siano dei riferimenti molto chiari. La Commissione bicamerale ha lavorato su questo per un periodo lunghissimo di mesi, è arrivata finalmente alle conclusioni, indica una strada che è quella delle commissioni paritetiche per definire questo percorso. Ecco, io credo che quello per esempio sia un modello che possa essere utile anche alle altre regioni per proseguire in quel percorso di ottenimento, di modifica degli spazi di autonomia a livello locale. Voglio chiudere essendo ottimista, insomma, pensando che la modifica costituzionale in corso e le funzioni che sapremo dare al nuovo Senato unitamente portino ad un percorso che faccia raggiungere l'obiettivo di un regionalismo differenziato anche grazie al ruolo delle regioni a statuto speciale. E con questo, che non è un auspicio ma è un impegno a difendere le specialità e a estendere ruoli differenziati nelle autonomie regionali che siano più consoni alle esigenze delle popolazioni e dei territori, rinnovo gli auguri a tutti per un buon lavoro. Grazie Presidente. Ricordo e saluto i colleghi delle regioni siciliana e della provincia autonoma di Trento che oggi qui con noi condividono ovviamente la presenza del sistema delle autonomie speciali. Saluto i relatori, innanzitutto il professor Bartole con il quale abbiamo condiviso l'organizzazione di questo importante momento, importante convegno, e lo ringrazio veramente, il professor Bin, il professor Falcon, il professor Zangaspero, il professor Mazzarolli, e poi saluto ovviamente con gran piacere, ed è per averlo qui e per anche averlo oggi, in cui idealmente chiude un importante incarico e lo chiude proprio in questo nostro consesso, il Presidente della Corte dei Conti, il professor Raffaele Squitieri, a cui rinnovo ovviamente anche il ringraziamento per l'impegno per la sua attività di presidenza appunto della Corte dei Conti. Ovviamente nel salutare tutti i presenti, autorevoli colleghi
della giunta regionale, diversi assessori, colleghi consiglieri. Io passerei la parola per iniziare ad entrare nel convegno al segretario generale del Consiglio regionale Augusto Viola, che regolerà il traffico ovviamente e quindi ci introdurrà nei lavori appunto del convegno. Quindi, dottor Viola, lei così ci introduce i relatori. Grazie. Grazie Presidente, buon pomeriggio anche da parte mia. Come ricordava il Presidente, qualche mese fa, in occasione di un loro incontro, il professor Bartole e il Presidente del Consiglio regionale convennero di organizzare un seminario scientifico con la presenza quali relatori dei docenti che oggi siedono a questo tavolo per ricordare l'opera di Livio Paladin. Nell'occasione il Presidente del Consiglio, anche nella sua veste di Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative, avanzò l'idea di estendere la riflessione sul futuro della specialità. Anche alla luce del disegno riformatore in corso, consapevole di quanto sia ancora attuale e prezioso il pensiero di uno dei più grandi costituzionalisti italiani e padre del diritto regionale. Vorrei solo ricordare la prefazione ad un primissimo lavoro del professor Paladin sullo statuto speciale della nostra regione, laddove il primo presidente della regione, Alfredo Berzanti, così scriveva: «Il lavoro del professor Paladin sarà certamente apprezzato nel suo giusto valore da quanti dedicano attenzione, studio e opera al progredire e all'affermarsi degli ordinamenti autonomi. Lo studio del diritto regionale, per gli elementi di novità che presenta, pare non adattarsi più agli schemi del diritto pubblico tradizionale e offre nel contempo l'occasione per un salutare ripensamento sugli istituti di autogoverno locale nella struttura dello Stato». Eravamo negli anni 60, nel 1985 vorrei ricordare, e poi mi fermo, quanto Paladin affermò ad un convegno tenutosi proprio qui a Trieste il 15 ottobre dell'85, che ebbe come relatori proprio il professor Bartole assieme al professor Gizzi, laddove Paladin affermava: «Oggi vi è una crisi generalmente avvertita dalle autonomie regionali differenziate, crisi che si manifesta in un duplice e ben distinto aspetto. Da un lato vi è tuttora la tendenza delle autorità di governo ad ignorare, disconoscere e sottovalutare le ragioni della specialità». Paladin si riferiva in particolare alla cosiddetta legge quadrifoglio dell'epoca. Dall'altro lato, però, a risultare parzialmente in crisi sono le stesse ragioni della specialità. Qui io mi fermo, lascio la parola al professor Bartole per la sua introduzione scientifica al seminario. Grazie. Grazie Presidente, grazie Segretario Presidente. Posso dire così? Va bene. Aspetta a me introdurre questo incontro spiegando le ragioni della proposta che un gruppo di noi, di studiosi vicini a Livio Paladin, ha sottoposto all'attenzione del Presidente Jacob e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, trovando una positiva accoglienza di cui li ringrazio, attestando la presenza di uno spirito di collaborazione fra mondo politico e mondo accademico che oggi non sempre ricorre. Si tratta di rimeditare l'autonomia del Friuli Venezia Giulia alla luce dell'insegnamento di Livio Paladin. Perché partire da Paladin? E perché partire dal commento che Paladin scrisse 42 anni fa allo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia? Io cercherò di dimostrare in queste poche parole che quel commento è alla base di quella dottrina o concezione del diritto regionale che ha guidato l'opera scientifica
di Livio Paladin e che quindi ci è utile sia per guardare e capire il passato, il presente e il futuro. Di regioni Livio Paladin si è occupato in molti uffici pubblici da lui ricoperti e li ha ricordati il presidente Jacob. Giudice della Corte Costituzionale, ma prima ancora membro della Commissione paritetica di questa regione. Presidente della Corte Costituzionale, Ministro della Repubblica in almeno 2 occasioni. E quindi egli ha avuto in qualche modo la possibilità di verificare nell'esperienza di ogni giorno quelle cose di cui aveva scritto nei libri. E del resto di diritto regionale, consentitemi di ricordare, egli si è occupato fin da giovane con una tesi di laurea sulla potestà legislativa regionale, discussa nella Facoltà di Giurisprudenza di Trieste con Vezio Crisafulli, il nostro comune maestro, e poi trasfigurata in una monografia che gli avvalse la docenza. Ecco, perché è caratteristico il commento allo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia? Perché vedete, in quel momento in cui poche erano le regioni esistenti, le sole regioni speciali, non le regioni ordinarie, era facile che la fantasia dei giuristi si abbandonasse in speculazioni prive di un qualsiasi riscontro nel fatto. Se voi vi scorrete, per esempio, il libro di Paladin sulla potestà legislativa regionale, vedete come in nota c'è una sotterranea, continua polemica nei confronti di coloro i quali andavano vagheggiando le più diverse ricostruzioni dell'autonomia regionale senza un vero e proprio confronto con la realtà. Ebbene, Paladin in questo commento si confronta invece con l'esperienza concreta. Attenzione, non è che Paladin avvalli con questo l'esperienza concreta quale si è verificata, avvalli questa esperienza anche laddove egli stesso era consapevole della difformità, della differenza fra le previsioni costituzionali e l'esperienza concreta. Quello che Paladin sente di dover fare è anzitutto ammonire i futuri amministratori della regione su quella che era la realtà con la quale si sarebbero dovuti confrontare. Questo è il punto fondamentale. È inutile, pensava Paladin, che io vada a proporre una mia teoria del diritto regionale. Anzitutto spiego a questi signori quello che è oggi l'esperienza regionale. E badate bene che questo è molto importante, perché in realtà offriva una base di partenza, offriva una base di giudizio a chi altrimenti si sarebbe potuto trovare di fronte alle fantasie più sfrenate, ma anche prive di giustificazione. Questo è un punto importantissimo, secondo la mia opinione. Dunque, quello che importava a Paladin era vedere come le disposizioni costituzionali erano venute implementandosi in casi da molti ritenuti secondo orientamenti ritenuti diversi dalla lettera della Costituzione. Egli quindi non ha commesso il peccato di presunzione di imporre una sua interpretazione, ma anzitutto si è dato carico di ricostruire qual era l'esperienza in concreto. Badate bene, è sbagliato ritenere che quando si va a verificare l'esperienza dell'attuazione di una legge giova ed è sufficiente partire dal testo della legge medesima. Ci sono tutta una serie di elementi che circondano l'attuazione della legge medesima che pesano e condizionano questa attuazione.
Tenete conto di questo. E nel caso dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, guai se Paladin si fosse affidato esclusivamente alla interpretazione di quel testo per nuovo uscito nella collezione delle leggi della Repubblica e non si fosse invece preoccupato di vedere qual era l'esperienza delle regioni speciali che allora già esistevano e che in qualche modo avrebbero condizionato l'attuazione dello Statuto. Badate bene, in quel momento esistevano soltanto 4 regioni. La regione del Friuli Venezia Giulia si è aggiunta come quinta. Piaceva sempre Paladin, faceva questa considerazione. L'ultima delle regioni speciali, la prima delle regioni ordinarie. E perché questo? Perché in qualche modo lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia riassumeva in sé l'esperienza passata e in qualche modo preludeva a quelle che sarebbero state le dottrine, le interpretazioni che avrebbero guidato il legislatore nell'avvento, nella creazione delle regioni ordinarie. Questo è un punto che a Paladin era chiarissimo, molto preciso. Paladin sapeva benissimo che il legislatore del domani non poteva prescindere dall'esperienza, non poteva prescindere per 2 ragioni. Perché tutto sommato, quando noi interpretiamo la legge, parliamoci chiaro, ognuno di noi è condizionato da schemi mentali, da ricostruzioni, che in qualche modo condizionano l'interpretazione di questa legge. E quelle che erano gli schemi mentali, le interpretazioni che siano sviluppate nell'esperienza delle speciali, delle prime speciali, condizionavano la regione ordinaria, la regione speciale Friuli Venezia Giulia, avrebbero condizionato le regioni ordinarie. Pensate soltanto all'interesse nazionale che allora c'era ed era un limite della potestà legislativa, tramutato in un limite di competenza dall'esperienza della Corte. Pensate ai principi delle leggi dell'ordinamento dello Stato, interpretati con vera latitudine dal legislatore e poi dalla Corte, e quindi in sostanza anche norme di dettaglio talvolta trasformate in norme di principio. Ecco, questi erano scelte mentali, argomenti che non potevano non condizionare la pratica attuazione, e di questo Paladin era consapevole e questo ha voluto sottolineare. Ecco perché io vi dico che il volume di Paladin è sì la sintesi di un'esperienza anteatta, ma offre una via per l'esperienza della elaborazione della dottrina delle regioni ordinarie in futuro, o meglio del diritto regionale generale. In fin dei conti il commentario, il commento è la base sulla quale si costruirà quel manuale di diritto regionale sul quale il presidente Squitieri mi diceva di essersi formato. Ecco, notate bene, quel manuale è stato il più fortunato dei manuali di diritto regionale proprio perché si è radicato profondamente nella esperienza concreta. Le regioni speciali, dicevo, allora erano quelle che esistevano soltanto. E questo ci spiega anche come talvolta sia necessariamente stato difficile dare vita a queste regioni in un contesto che era caratterizzato dall'accentramento dello Stato italiano tradizionale. Le regioni speciali erano allora speciali a doppio titolo, speciali perché sole regioni allora esistenti, ma speciali anche perché erano diverse o potevano risultare diverse dalle regioni ordinarie. E su questa doppia specialità si è costruita tutta una elaborata dottrina, anzitutto per una ragione. Ma voi realmente immaginate che uno Stato che nasce accentrato
dall'oggi all'indomani, dopo il 1948, si dia carico di fare leggi differenziate per le regioni speciali e per le regioni e per la parte del territorio nazionale dove addirittura non c'erano regioni. Questo è un punto importantissimo. Notate bene, il legislatore negli anni fra il 48 e l'avvento delle regioni ordinarie legiferava per tutta una serie di aree, di territori, ove non c'era regione. E quindi poteva liberamente sfrenarsi, avrebbe potuto adottare leggi speciali, però per ogni singola regione o per le singole, per le regioni nel loro complesso. Quello che è avvenuto invece che noi abbiamo avuto lentamente il formarsi di un altro fenomeno molto importante, la formazione di un diritto comune delle regioni speciali. Leggetevi l'esperienza e vi accorgerete che quello che veniva detto per la Sicilia veniva detto per la Sardegna, veniva detto per la Valle d'Aosta, veniva detto per il Trentino, a parte le diversità delle due province. E questo perché? Perché c'erano appunto certi schemi mentali che si prestavano bene all'interpretazione della legislazione che riguardava queste regioni. E di qui, vedete, c'erano le premesse per una domanda alla quale Paladin ha tentato di rispondere. E ha tentato di rispondere prima ancora di andare alla Corte Costituzionale. Guardate bene, non è una risposta data soltanto per far piacere a se stesso quale giudice della Corte. Paladin in sostanza si chiede, ma chi è più responsabile? Sono più responsabili le autorità politiche, governo e Parlamento per quello che è avvenuto o è più responsabile la Corte Costituzionale? Il giudizio di Paladin è drastico. La responsabilità sta anzitutto in capo alle autorità politiche. La Corte Costituzionale ha, per così dire, una responsabilità di seconda battuta, ma chi ha fatto le vere scelte è stato il legislatore. E questo è un punto che va sottolineato e va anche spiegato. Perché questo? Ma perché la Corte Costituzionale, quando si è trovata di fronte a doglianze delle regioni per leggi statali che ne ledevano l'autonomia, avrebbe potuto, sì, francamente, con molta facilità dichiarare incostituzionali queste leggi. Ma con quale conseguenza? Che in realtà le regioni sarebbero rimaste prive di una copertura legislativa e quindi anziché guadagnare spazio avrebbero perso anche quel poco che a loro era disposto a concedere il legislatore statale. Ecco, vedete, la Corte Costituzionale quando opera nel senso di operato nel senso di tenere in piedi una legislazione, leggendola in modo flessibile, in modo da far convivere Stato e Regioni, era anzitutto preoccupato di questo, della necessità di evitare un vuoto legislativo. E di questo Paladin era consapevole. Paladin sapeva che questo era anzitutto una cosa che andava spiegata ed andava un comportamento che andava giustificato. Quindi vedete, il percorso non era poi così facile. Non era facile assumere un atteggiamento tranchant e dire tutto è incostituzionale. Se si fosse seguita questa strada, si sarebbe tolta di mezzo una legislazione che almeno in parte garantiva l'autonomia alle regioni. E quindi da questo punto di vista la Corte Costituzionale, che è pur sempre un giudice politico, non dimentichiamolo, seppure tenuta al rispetto della coerenza del diritto, la Corte Costituzionale non avrebbe potuto comportarsi in un modo diverso. Mi avvio, Presidente, rapidamente alla conclusione. Quindi nasce la dottrina di Paladin anche anzitutto come polemica con le autorità politiche,
con il governo, con il Parlamento. E questo è un fatto significativo, interessante, vero? Oggi sono molti che si meravigliano che il mondo dell'accademia, gli scienziati del diritto esprimono dubbi, perplessità su certe scelte delle autorità politiche. Ma in realtà questo è nella fisiologia, nella natura delle cose. Questo è inevitabile. Purché sia fatto da tutte e due, ambedue le parti in discorso, sulla scena, abbiano precisa consapevolezza di quelli che sono i loro compiti e i loro limiti. Da una parte, il mondo della scienza non può arroccarsi a pretendere che ogni decisione della politica sia una inevitabile catastrofe costituzionale. Questa sarebbe una sciocchezza pretendere che qualsiasi decisione sia un motivo di catastrofe, di distruzione. Ma dall'altra parte però deve anche la politica accettare un discorso di collaborazione, un discorso di mutuo scambio di opinioni e di certezze o di convinzioni. Ecco, e questa fa parte, questo scambio fa parte dell'esperienza del diritto costituzionale, del diritto regionale che Paladin ha vissuto. Non dimenticatevi, il 1977 esce il decreto delegato numero 616, che fu effettivamente un grande risultato, ed fu un grande risultato al quale arrivò la politica con l'aiuto della dottrina. Non a caso allora, autorevole esponente dell'esecutivo, era Franco Bassanini. Franco Bassanini allora era però anche nel contempo membro del consiglio di redazione della rivista Le Regioni e faceva parte di quel gruppo che aveva in Paladin il suo animatore. E vedete, in questa proiezione noi dobbiamo ragionare, noi dobbiamo guardare. In questa proiezione l'esperienza scientifica di Livio Paladin è un grande insegnamento. Grazie. Grazie a lei, professore, anche perché l'efficacia della sua docenza è rimasta inalterata e l'abbiamo conosciuta in tanti anni, proprio coloro che hanno frequentato le aule dell'Università di Trieste in particolare. E quindi la ringraziamo particolarmente per questo e per gli insegnamenti che lei ha potuto dare a tanti studenti in questi anni di docenza. Giandomenico Falcon si soffermerà soprattutto su ciò che Paladin ha pensato e scritto in relazione agli aspetti ordinamentali del Friuli Venezia Giulia e della specialità, per poi inserire questi elementi in una logica prospettica delle regioni speciali. Prego, professore. Grazie, Viola. Lasciate che cominci anch'io questa relazione, questo intervento con i ringraziamenti. Mi fa molto piacere essere qui a ricordare Livio Paladin, perché essere stato chiamato a farlo è anche il riconoscimento di un legame speciale con lui, e mi fa particolarmente piacere di farlo in questa sede che è molto prossima all'esperienza di Livio Paladin e anche per me una sede particolare. E sono molto contento di farlo in un incontro organizzato dal professor Bartole, e sono molto contento anche che questo ricordo di Paladin sia diventato in parte anche un festeggiamento dello stesso professor Bartole. Non l'ho fatto apposta io. Lui non l'ha fatto apposta, ma
Il mio legame personale con Livio Paladin nasce nei primissimi anni 70, quando lui arriva a Piove a Padova come professore di diritto costituzionale. Le regioni a statuto ordinario sono appena nate e lui mette in piedi la rivista Le Regioni e sollecita, senza troppo rispetto delle tradizioni accademiche, chi fosse allievo di chi. Lui vede un gruppo di giovani promettenti, cerca di organizzarli e di fatto li appassiona al diritto regionale e crea una scuola di regionalisti. Naturalmente non si poteva allora conoscere Paladin senza conoscere contestualmente anche Sergio Bartole, che ne era in qualche modo, senza essere allievo. Il professor Bartole ha ricordato la comune collegamento al professor Crisafulli, a Vezio Crisafulli, tuttavia in qualche modo c'era un rapporto di fraternità in cui Paladin era in qualche modo il fratello maggiore. Ma quello che io voglio dirvi, per fare anche un po' di festa al professor Bartole, è che nel gruppo di giovani che a Padova allora si iniziavano al diritto regionale, ogni tanto si discuteva un tema molto particolare. Ci si diceva: ma secondo te è più bravo Paladin o è più bravo Bartole? Una domanda che non ha senso, perché ci sono due persone con diverse capacità, abilità, e entrambe con eccellenti capacità. Però io credo che questo accostamento già sia un modo di fare festa a Sergio Bartoli, di attestarne le grandi capacità. Non lo dicevamo a Paladin, ma ce ne guardavamo bene. Nel chiedermi di partecipare a questo incontro, Bartole mi ha anche assegnato il tema. Ma io da discolo, quale sono un po' sempre stato, non l'ho seguito, ma ho fatto bene a non seguirlo, perché in realtà il tema che Bartole mi aveva assegnato è esattamente quello che ha svolto lui magistralmente un momento fa. E quindi mi domando, se io avessi accettato di seguirlo, a questo punto sarei qui pieno di vergogna di dover ripetervi meno bene le cose che lui ha già detto bene. Da quello che lui ha detto e anche dall'atteggiamento di Paladin e delle cose finali, a me viene da trarre una conclusione che vorrei mettere come conclusione di questa premessa e come inizio della mia vera e propria relazione. Paladin, come ci ha detto Bartoli, diceva: la responsabilità prima è delle autorità politiche, non della Corte Costituzionale. Ora, se ci pensate, la Corte cosa fa? Interpreta. Allora, la conclusione che traggo io, e poi mi limito a trarla nella sua globalità, se qualcuno poi vuole decodificarla nel suo significato potrà farlo. È più importante quello che c'è scritto nella Costituzione sul riparto delle materie o è più importante come sono organizzate le autorità politiche? Io credo che la conseguenza di quello che Sergio Bartoli ci ha detto sull'atteggiamento di Paladin ci giustifichi nel dire che Paladin avrebbe risposto: è più importante come sono organizzate le autorità politiche e prima di tutto le autorità legislative, perché il riparto delle materie scritto della Costituzione si può interpretare in tanti modi, in tantissimi modi. Però non mi addentro ulteriormente su questo scivoloso tema e passo ad esporvi quello che ho preparato sul tema del ruolo di Paladin nello sviluppo sì del diritto regionale, ma in particolare nella precisazione, diciamo così, dei caratteri della specialità. Ho preparato un testo scritto e quindi intanto lo leggo. Prego chi presiede la riunione di segnalarmi se per caso dovessi eccedere nella durata. Livio Paladin si accinge al commento allo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia con uno scopo, per così dire, locale. L'editore è di Udine, la prefazione, l'abbiamo sentito un momento fa, è del Presidente della Giunta regionale. Lo scopo
Lo scopo locale è che, forti dell'elaborazione già intervenuta dall'istituzione delle altre regioni a statuto speciale, cito qui da Paladin, dalla sua premessa, da noi si eviti almeno una parte delle tante controversie costituzionali altrove insorte. Più o meno quello che diceva Sergio Bartoli. Vi dico intanto come stanno le cose nel diritto regionale. Ma se lo scopo era locale, tali non erano certamente i mezzi utilizzati per raggiungerlo, perché partendo dal commento ai singoli articoli dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, Paladin esponeva per intero lo stato dell'arte del diritto regionale, il quale, pur operante solo nelle regioni speciali, non si esauriva certo nei soli statuti speciali. Da una parte, infatti, lo stesso inquadramento generale dell'ente regione non poteva formularsi senza collocarlo nel complessivo contesto costituzionale. Dall'altro, l'interrogativo circa, ancora cito da Paladin, l'intricato e controverso problema delle relazioni intercorrenti fra gli statuti speciali e il titolo V della Carta veniva risolto da Paladin nel senso che la disciplina costituzionale delle regioni ordinarie possiede un valore integrativo o suppletivo delle regole dettate dagli statuti speciali, trovando applicazione ogni qualvolta le regole stesse non vi apportino una valida eccezione. In questo modo, nel commento allo Statuto, Paladin realizzò certamente, con la stessa qualità e accuratezza e precisioni con la quale avrebbe in seguito svolto ciascun singolo impegno a lui affidato, un compito specifico relativo alla nascente regione, ma al tempo stesso venne a tracciare una sintesi complessiva del diritto regionale italiano che di fatto costituiva la base del manuale di diritto regionale tout court, manuale che, istituite le regioni ordinarie, avrebbe visto la luce nel 73. Il commento era del 64 e quindi Sergio Bartoli si è tolto una decina d'anni nell'attribuirne nel 42 perché mi pare che ne avesse 52 dal 64. Nel 73 veniva alla luce il diritto regionale ad appena 4 anni di distanza dalla seconda edizione del commento, il quale invece non sarebbe più stato proseguito, quindi c'è una specie di staffetta tra commento e manuale di diritto regionale. E in effetti non si può dire che nella vastissima produzione scientifica di Paladin il tema della specialità abbia di per sé un ruolo dominante. La stessa organizzazione del manuale di diritto regionale, se ci fate caso, non dà uno specifico rilievo di capitolo alle regioni speciali, che certo vengono trattate nei singoli punti come una variante del diritto regionale generale. C'è invece una particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia, che inevitabilmente diventa anche attenzione alla specialità. Tra i contributi dedicati alla regione, specialmente significativa è la relazione tenuta a un convegno in occasione della celebrazione del 20° anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, il cui testo debbo la cortesia del dottor Viola, che ringrazio. In essa Paladin, dopo aver rievocato le diverse ipotesi di istituzione regionale, molto dibattute all'epoca, vedo che in qualche modo sono dibattute anche ora, e le vicende che avevano portato alle scelte codificate dello Statuto, a proposito delle ragioni della specialità, ricorda, questo può essere sorprendente, siamo nel 84, dice Paladin, cito, le regioni speciali, Friuli Venezia Giulia compreso, si difendono e si giustificano a questo punto, scusate la brutalità del discorso, è Paladin che lo dice, per il puro e semplice fatto della loro durevole esistenza, dando così luogo ad assetti amministrativi e ad altri esiti peculiari delle regioni medesime che ormai sarebbe assurdo voler demolire in nome di una geometrica esigenza di uniformità. Per cui, ancora cito, l'essenziale consiste
nelle speciali attribuzioni legislative e amministrative che a vario titolo spettano alle amministrazioni regionali, per esempio circa l'industria ed il commercio, l'ordinamento di certi enti creditizi, la cooperazione, i servizi nazionali di comunicazione e di trasporto, il traffico confinario della Regione, lo stesso ente del porto di Trieste, fine citazione. Con la conseguenza che il Friuli Venezia Giulia si presenta, ancora qui è citato da Paladin, secondo la convincente intuizione di Sergio Bartole, quale ente di governo dell'economia locale, al di là di quello che istituzionalmente possono le regioni ordinarie. Questa è la celebrazione dell'84. Il discorso sulla specialità assume un senso più nettamente generale e prospettico nella relazione tenuta qui a Trieste su spunti per una nuova specialità, nel quadro di un convegno sulle regioni speciali di fronte al progetto di riforma dello Stato. Paladin era, come tutti sanno, un impareggiabile analizzatore di dati giuridici, dai quali traeva in modo sicuro e quasi matematico la risultante. Ma qui, in questa relazione, lo troviamo impegnato su un terreno più complesso, sul quale il terreno della politica istituzionale, con un tema, come si vede, simile al nostro di oggi. In quel periodo, le regioni speciali, che pure avevano rappresentato a lungo la sola attuazione del regionalismo in Italia, ne erano divenute in un certo senso la retroguardia, una sorta di ancien régime. Non solo il decreto 616 del 77, citato prima da Sergio Bartole, aveva rappresentato il grande balzo del regionalismo e a fatica le regioni speciali ne avevano ottenuto l'estensione mediante specifiche norme di attuazione, ma già si parlava di regionalismo avanzato se non di federalismo e si ipotizzava di lasciare allo Stato la potestà legislativa solo in alcune ristrette materie per affidarne il resto alle regioni. Così ampliati i poteri di tutte le regioni, Paladin si chiede, quale possibilità e quale ragione vi poteva essere di mantenerne alcune a statuto speciale? Se questa era la domanda, la risposta di Paladin era semplice e scettica. Paladin non credeva affatto che proposte così massimalistiche avessero reali possibilità di riuscita. Tuttavia, egli riteneva che un qualche significativo successo delle tesi autonomistiche fosse tanto desiderabile ed anzi indispensabile quanto prevedibile per gli anni a venire. Per una ragione tra l'altro paradossale, perché diceva la degradazione delle istituzioni regionali, cito testualmente, ha raggiunto da oltre un decennio dimensioni inaccettabili, finanche dal punto di vista delle forze politiche più centralistiche, data l'incapacità di Parlamento e Governo di escogitare, attuare e rispettare un coerente modello di regione, in vista del quale regolare i rapporti fra centro e periferia del Paese. A far ritenere prossima una riforma regionalista sarebbe dunque stata, cito ancora, la consapevolezza di ciò ed il montante rifiuto delle pratiche care alle oppressive e inconcludenti burocrazie romane che ormai pervadono l'opinione pubblica, il montante rifiuto che ormai pervade l'opinione pubblica e non soltanto le teste di singoli soggetti politici e istituzionali. Un linguaggio forte quello di Paladin di questi anni, che forse non ci saremmo aspettati da una persona così fondamentalmente equilibrata. Data questa prospettiva, secondo Paladin, quali gli ambiti ancora aperti alle differenziazioni? Ecco le indicazioni che lui fornisce, pur dicendole non esaustive. In primo luogo, siamo nel 93, in primo luogo i nuovi statuti che saranno il frutto di un'amplissima autonomia statutaria regionale e saranno deliberati dai rispettivi consigli regionali per essere solo approvati dalle Camere. In secondo luogo, l'assegnazione di un'ampia potestà legislativa, temperata dal principio di sussidiarietà, sull'ordinamento degli enti locali. Non c'era ancora in quel periodo.
In terzo luogo, il campo delle politiche culturali da svolgere per il soddisfacimento degli interessi peculiari di ciascuna regione speciale e in questo quadro in particolare l'istruzione, compresa quella universitaria. In quarto luogo, la tutela delle minoranze linguistiche. In quinto e ultimo luogo, la partecipazione alla politica estera, nella misura in cui i trattati possono incidere sugli ordinamenti e sulle popolazioni delle regioni speciali. Non c'è dubbio, mi sembra, che non poche delle previsioni degli auspici di Paladin abbiano trovato negli anni seguenti, fino al 2001, qualche realizzazione. Si può ricordare, per quanto riguarda la specialità, la potestà primaria in materia degli enti locali, di enti locali concessa alle regioni speciali già nello stesso 93 con la legge numero 2 del 23 settembre. Più tardi la possibilità di disciplinare con la legge statutaria la propria forma di governo, legge costituzionale 2 del 2001. Non c'è dubbio però che in quell'epoca il flusso principale delle riforme fosse rivolto alle regioni ordinarie, trovando una prima realizzazione nelle leggi Bassanini e la sanzione costituzionale nella riforma del 2001, che dovette contenere la clausola di estensione della maggiore autonomia alle regioni speciali, contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale 3 del 2001, affinché le regioni speciali non rimanessero ancora una volta indietro. Paladin venne a mancare nel 2000, quindi questi ultimi sviluppi del 2001 lui non li vide e non li poté commentare. Come emerge anche da quanto finora esposto, nella valutazione del rapporto tra autonomie ordinarie e autonomie speciali esiste una certa ambivalenza. Si potrebbe dire che coesistono due rappresentazioni diverse, se non opposte. Da una parte abbiamo l'immagine delle regioni speciali come entità in qualche modo marginali, come inseguitrici di un regionalismo che ha sempre più puntato sulle regioni ordinarie, un'immagine persistente, se è vero che ancora nel 2008 un autore, citando Paladin che aveva parlato di rincorsa delle regioni speciali, riteneva che l'antica rincorsa non fosse ancora finita. Dall'altra constatiamo che vive anche un'immagine contrapposta, che vede invece, al contrario, nelle regioni speciali la vera roccaforte del regionalismo. Questa diversa immagine la vediamo talora rispecchiata in controluce nella frustrazione di taluna delle regioni ordinarie. Per esempio, è chiaro, il Veneto di fronte al Trentino Alto Adige e in parte anche dello stesso Friuli Venezia Giulia. Questa diversa immagine si fonda su almeno tre elementi che caratterizzano la specialità. Una finanza più favorevole, garantita dallo Statuto e individualmente contrattata con lo Stato. Una maggiore ampiezza di competenze e funzioni. Una maggiore padronanza dell'ordinamento locale interno. Il rapporto tra queste due rappresentazioni della specialità subisce gli effetti della congiuntura istituzionale, più o meno secondo questa regola. Più il clima generale è favorevole al regionalismo, più la specialità tende a spiccare meno netta e al contrario, quando il clima generale è ostile alle regioni, il carattere più fortemente costituzionale della loro autonomia le tiene relativamente al riparo. Da questo punto di vista risulta estremamente istruttiva l'ormai lunga vicenda che ha seguito la riforma costituzionale del 2001. Letta con qualche forzatura, la legge costituzionale 3 sembrava di tanto espandere l'autonomia regionale che le regioni speciali sembravano anch'esse, in forza dell'articolo 10, essere beneficiarie di quell'enorme aumento e in un processo di ordinarizzazione per esaurimento delle possibilità di ulteriore autonomia, secondo la linea che aveva intravisto, ritenendola impossibile, Paladin. Ora, questo processo di ampliamento delle competenze, notate bene, in parte è reale soprattutto se pensiamo ai controlli sul potere legislativo e sul potere amministrativo.
Tuttavia, quanto ai rapporti sostanziali tra le regioni e lo Stato, la realtà si incaricò subito di mostrare la vacuità di previsioni costituzionali non accompagnata da una reale volontà politica di realizzare un diverso equilibrio tra Stato e regioni. La cartina di tornasole fu la sentenza 303 del 2003 che venne ad infrangere quello che era il presupposto primo della riforma costituzionale, cioè che la materia di competenza statale fossero delimitate e la competenza residuale fosse delle regioni, perché la sentenza 303 del 2003, non sto dando la colpa alla Corte perché seguiva la legislazione, ma qui diventerebbe lungo insistervi, ma il risultato era che la competenza dello Stato diventava generale. Dove occorre, lo Stato può fare ciò che vuole col temperamento della leale collaborazione. Peraltro, letta più sobriamente, la limitazione del potere legislativo statale era fin dall'inizio, anche a prescindere dalla sentenza 303, realmente minimale, se si considera che gli ordinamenti civili, penali, processuali, nonché ovviamente l'ordinamento costituzionale, rimanevano sin dall'inizio di competenza statale. In ballo era dunque soltanto, da ripartire tra Stato e Regioni, era dunque soltanto l'azione pubblica, o meglio quei settori dell'azione pubblica che non erano in toto e sin dall'inizio riservate allo Stato. Su questo impianto segue la fase dell'interpretazione e della progressiva espansione da parte del legislatore e della Corte Costituzionale delle clausole di competenza statale dette trasversali. È una vicenda su cui non mi soffermo, nel testo scritto ho qualche maggiore delimitazione, maggiore esemplificazione, ma in forza dell'espansione delle clausole trasversali praticamente la competenza regionale torna ad essere molto, molto ristretta. Su questo già critico panorama si inserisce poi il tema della crisi finanziaria, già presente nei decenni precedenti, ma ora drammaticamente aggravato. E in questo quadro assume una dominanza un'altra clausola di competenza trasversale dello Stato, quella in materia di coordinamento della finanza pubblica, in nome del quale viene sempre più strettamente diretta la politica di spesa, soprattutto nei settori del personale e della sanità. È in questo quadro, che è la storia dei nostri ultimi anni fino a ieri, che le regioni e in particolare i consigli raggiungono il livello più alto di delegittimazione, anche a causa degli scandali che tutti noti, dal momento che la forza dirompente dell'emergere di taluni oggettivi abusi non è più controbilanciata dalla percezione diffusa di una solida ed efficace ragione istituzionale. Ma, se ci pensiamo, questo riguarda prima di tutto e soprattutto le regioni a statuto ordinario. Se guardiamo alla parallela vicenda delle regioni speciali, constatiamo che in qualche modo torna ad emergere la peculiarità degli statuti, cioè la promessa della maggiore autonomia si fa sempre più pallida e inconsistente. Questo lo constatiamo, se vogliamo, anche dall'osservatorio del contenzioso costituzionale. Le regioni speciali sempre di meno tendono ad invocare la maggiore autonomia del nuovo titolo V e sempre di più si rifugiano nelle peculiarità dei loro statuti, in forza dei quali, ad esempio, riescono a difendere una competenza in materia di lavori pubblici che per le regioni ordinarie è totalmente scomparsa, assorbita sia dalla tutela della concorrenza che dall'ordinamento civile. Tutela della concorrenza per ciò che sta prima, ordinamento civile dopo. Mi avvio alla conclusione, come si suol dire. Inoltre, pur se anche le regioni speciali sono state negli anni della crisi e ancora sono gravate da vincoli e contribuzioni sempre maggiori verso il bilancio statale, la loro finanza trova pur sempre protezione nelle previsioni dei relativi statuti, essendo fondata su entrate trasversali
quali le compartecipazioni, e non su fondi settoriali, il che assicura realmente una maggiore autonomia. Notate che più volte la Corte ha detto che lo Stato non ha titolo a ingerirsi sul modo in cui le regioni, almeno quelle 3 regioni speciali che gestiscono la sanità senza partecipare al fondo sanitario, cioè il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, la Corte ha detto che lo Stato non ha titolo per dire come dovete spendere nella sanità, perché queste regioni non partecipano al fondo sanitario. Se dalle vicende che hanno seguito la riforma del 2001 ci rivolgiamo ora alla riforma costituzionale, questa indicazione delle regioni speciali come più forti, non come più deboli, sembra confermata. La specialità nella riforma non solo viene mantenuta, ma risulta comparativamente potenziata, perché paradossalmente, a quel che sembra, salvo vedere che interpretazione verrà data, le regioni speciali mantengono l'autonomia comportata dal titolo V del 2001 anche nelle parti in cui la riforma invece retrocede quelle materie allo Stato. Sicché paradossalmente le regioni speciali conservano, per quanto magra possa essere, la maggiore autonomia che hanno acquisito grazie alle regioni ordinarie che non l'hanno più. Inoltre, con la riforma le regioni speciali acquisiscono nuove opportunità. Alcune sono comuni alle regioni ordinarie, a partire dalla prima naturalmente, che consiste nella struttura del nuovo Senato, che per quanto possano essere grandi i suoi difetti, ha indubbiamente un carattere più regionale di quanto si potesse dire prima. La seconda opportunità comune a tutte le altre, anche se qui ci sono tratti veramente particolari, consiste nella soppressione delle province quale ente costitutivo della Repubblica. Nella riforma costituzionale, in luogo dello storico ente provinciale, troviamo solo un cenno alla competenza statale a dettare i profili ordinamentali relativi agli enti d'area vasta. Vero è, quindi grande libertà, vero è che la questione delle province trova poi la sua declinazione specifica negli stessi statuti speciali, in alcuni dei quali, e tra questi è il Friuli Venezia Giulia, le province trovano una collocazione specifica che rimane da armonizzare con l'esito della riforma costituzionale. Altre opportunità sono specifiche, mi avvio veramente alla conclusione, e si compendiano nella possibilità data alle corrispondenti comunità territoriali di riprogettare il proprio statuto costituzionale, sul quale ottenere poi l'intesa con lo Stato e l'approvazione. Dato il rango dello statuto e ferma restando la sua funzione e il suo contenuto tipico, lo statuto non può diventare in ogni caso una Costituzione. Dato il rango dello statuto non vi sono particolari limiti alla progettazione, se non quelli, del resto elastici, degli elementi strutturali dell'ordinamento costituzionale. Sviluppo di principi generali, nuove forme istituzionali e organizzative, nuove procedure legislative, specifiche modalità di collaborazione tra Stato e Regioni, nuove materie, definizioni anche analitiche di ambiti interni alle materie, precisazioni delle formule usate, ad esempio norme generali e comuni. Cosa vorrà mai dire? Ma uno statuto speciale potrebbe precisarlo. Sono tutte possibilità aperte, con la garanzia che nel frattempo i livelli di autonomia già raggiunti non saranno ridotti. In questi termini, le regioni speciali sembrano al momento chiamate, se non, come ipotizzava Paladin nel 93, senza troppo crederci, a battere l'avanguardia del regionalismo, quantomeno a contenerne il riflusso e a tentare nuove strade. Grazie. Grazie professor Falcon. Professor Mazzarolli, io non so se lei sia un discolo come il professor Falcon, ma a questo punto per evitare problemi da parte mia lascio a lei presentare il suo intervento. Posso solo dire che mi pare vi sia anche stato l'apporto scientifico
di Dimitri Girotto, associato di diritto costituzionale all'Università di Udine, e di Giampaolo Dorso, associato di diritto costituzionale all'Università di Trieste. Mi fermo qui. Grazie molte, grazie Presidente, ma era nel senso di Presidente di questa sessione convegnistica e quindi lo uso volentieri anch'io questo termine. Autorità, colleghi, signore e signori, anch'io vorrei partire da un doveroso e sentito ringraziamento da chi mi ha voluto qui oggi insieme a voi, perché per me, oltre che un piacere personale, è un motivo di orgoglio essere qui a parlare oggi e a ricordare Livio Paladin. Un po' discolo sì, ma verrà fuori perché nel corso dell'esposizione che farò. Anche a me il professor Bartoli aveva assegnato un compito. La ragione del mio essere discolo deriva dalla impossibilità oggettiva di adempiere al compito stesso, più che a impossibilità soggettive. E quindi ho anch'io deviato un po' dal percorso assegnatomi. Pensare che Livio Paladin è mancato ormai da più di 16 anni e pensare che ne aveva appena 67, che potrebbe essere qui tra noi appena 83enne a celebrare lui stesso il suo statuto, accresce le ragioni di rimpianto. Ma preferisco soffermarmi sulle ragioni dell'orgoglio di essere qui con voi, perché sono l'unico, se non sbaglio, almeno tra gli universitari che hanno l'onore di parlare oggi qui con me, che è stato un suo allievo a tutto tondo, nel senso che pur non avendo sostenuto l'esame con lui perché era in corte, il mio rapporto comincia quando vado a chiedergli la tesi di laurea, appena lui è rientrato dalla corte. In quello che fu il primo di tantissimi e frequentissimi come quantità colloqui con il professor Paladin, e che, come molti di voi, di noi, hanno sperimentato, tranne Lorenza Carlassare che si ostina a negarlo, erano fatti tutti di pochissime parole di Paladin e di tantissime mie, perché il tempo che mi concedeva era ridottissimo. Poi voleva rimettersi a studiare e quindi dopo un momento di silenzio congedava sempre tutti col suo micidiale arrivederci. Paladin termina la sua esperienza in corte il 1° luglio dell'86 e inaspettatamente per i più che immaginavano lui avrebbe scelto Roma come sede dove collocare la cattedra che aveva il diritto di domandare, uscito dalla Corte Costituzionale, lui chiese di tornare a Padova, da dove era andato via 9 anni prima da preside della facoltà. Io gli domandai la tesi con tempismo perfetto appena rientrò dalle vacanze in novembre dell'86 e quindi lui in aprile dell'87 mi dice che va a fare il ministro, lasciandomi del tutto disarmato perché prende parte al 6° governo di Amintore Fanfani, un monocolore democristiano, con alcuni tecnici. Mio padre gli era molto amico, oltre che collega, e conoscendolo bene gli manifestò immediatamente alcune perplessità su questa partecipazione al governo Fanfani. E lui gli rispose con 2 argomenti. Primo, Fanfani, che era senatore a vita da 5 anni, per nomina del presidente Leone, era stato richiesto di un parere dallo stesso Leone che voleva nominare Paladin giudice della Corte su consiglio immediato, diretto e fulminante di Crisafulli, maestro di Paladin. E Fanfani non solo non si era opposto, ma aveva caldeggiato quella nomina. Seconda cosa che disse Paladin: quando le istituzioni chiamano, tendenzialmente non si dice mai di no, a prescindere dal colore che chiama, a meno che non vi siano ragioni ostative serissime e o di carattere personale. Per mia fortuna, per la verità, anche se la cosa era nota ai più già all'atto dell'insediamento del governo, ma le cose rischiarono di andare diversamente
per uno scherzetto che Craxi volle fare a De Mita, e Craxi, di fronte a un De Mita che non se lo aspettava, votò la fiducia al governo Fanfani 6. Tanto che De Mita, che non voleva affatto che funzionasse il governo Fanfani 6, ma voleva andare ad elezioni, ordinò ad alcuni democristiani di non votare la fiducia al governo Fanfani. Per fortuna, dico, quel governo non ottenne la fiducia alla Camera e quindi Paladin rimase in carica poco più di 3 mesi come ministro senza portafoglio agli affari regionali e alla funzione pubblica, rientrò a Padova a fine luglio dell'87, mi salutò e partì per la montagna, dove amava soggiornare il più a lungo possibile. Quando tornò, finì per fortuna di correggermi la tesi e mi laureò. Il suo periodo in corte, è quello di cui il professor Bartole mi ha incaricato di occuparmi, dura dunque dal 1 luglio del 77, che è la data del suo giuramento, al 1 luglio dell'86. Ne fu presidente, queste sono cose curiose che ho riguardato volentieri, dal 3 luglio 85 a termine mandato, sfiorando l'anno di permanenza da presidente in corte. Ovviamente l'ultimo caso cui Paladin assistette e che presiedette fu quello risolto con l'ordinanza dell'1 luglio 1986, numero 206. 1 luglio, il suo ultimo giorno in corte, e quindi, posto che Paladin era Paladin, un giorno di lavoro come tutti gli altri. Non fu mai vicepresidente della Corte, perché il giudice Roersen, che lo era da prima della sua nomina, della nomina di Paladin a presidente, mantenne la carica di vicepresidente anche sotto Paladin, fino alla fine del mandato di Paladin. Per anzianità di per sé doveva diventare presidente proprio Guglielmo Roersen. Al termine della presidenza Elia, grande estimatore oltre che amico di Livio Paladin. Ma siccome il mandato del giudice Roersen scadeva di lì a 8 mesi, il collegio gli preferì Paladin, che aveva almeno un anno scarso davanti. E così Paladin scavalcò non solo Roersen, ma altri 3 giudici che venivano prima di lui per anzianità: Reale, Malagugini e Bucciarelli Ducci. Un problema all'interno del collegio indubbiamente si pose, perché tra la fine del mandato di Elia, maggio 85, e l'elezione del presidente Paladin, luglio 85, passano poco meno di 4 mesi, che sono tantissimi per l'elezione del presidente della Corte nella storia della Corte Costituzionale. Ci sono solo 2 casi in cui il periodo di vacanza da presidente è durato di più. Altra considerazione di carattere paladiniano che mi viene da fare su Paladin giudice. Come vi ho già detto, ebbe un vicepresidente ereditato dalla nomina del presidente che era venuto prima di lui. Ebbene, contrariamente a quasi tutti i presidenti della Corte, quando il vicepresidente finì il suo mandato, Paladin non nominò un proprio vicepresidente. Fece da solo presidente e vicepresidente, cosa alquanto rara. Per i 7 mesi che mancavano alla scadenza del suo mandato, non nominò mai un vicepresidente. L'elezione del primo vicepresidente dopo lo scaduto Roersen è datata 2 luglio 86, cioè il giorno dopo che Paladin aveva salutato tutti ed era tornato a casa. Una cosa che mi ha colpito, che mi pare incredibile perché Paladin fece tutto da giovane, non detiene il record di giudice costituzionale più giovane in assoluto. È battuto da Francesco Paolo Bonifacio, giudice a 40 anni e 5 mesi, e anche da Sandulli, padre, perché Sandulli padre ne aveva 42 e Paladin già era un vecchio di 44 anni quando arrivò in Corte Costituzionale e quindi divenne presidente, alla mia età, a 53, era già presidente della Corte. Compagine in cui Paladin si trovò ad operare. In fondo è fatta di poche persone, che ovviamente non vi nominerò tutte. Vi faccio una notazione sui suoi colleghi giudici
di nomina dello stesso Presidente che aveva nominato lui. Perché vorrei sottolineare come il Presidente Leone non è certo criticabile, quantomeno per le scelte operate nell'ambito di uno dei suoi poteri propri, quello di nominare i giudici della Corte. Oltre a Paladin nominò Edoardo Volterra, romanista illustre, epurato dalle leggi razziali, partigiano, cofondatore del Partito d'Azione, accademico dei Lincei. Nominò Guido Astuti, eminente storico del diritto italiano, noto avvocato amministrativista, costituente, esponente per tutta la vita di spicco del Partito Liberale, e nominò Antonio La Pergola, costituzionalista, componente del CSM, giudice, avvocato generale della Corte di Giustizia delle Comunità, parlamentare europeo socialista. 2 futuri presidenti, Paladin e La Pergola, un futuro vicepresidente, Volterra. Di Paladin non dirò cosa votava, anche se lo so, ma posso assicurare che non era democristiano. Gli altri 3, vi ho detto, erano un azionista, un socialista e un liberale. Leone, direi o tempora o mores, anche se qualcuno tra di voi di Leone può avere il giudizio che ha, non fece giudici costituzionali né penalisti né processual penalisti né democristiani, come era lui. Nei suoi 9 anni di attività, Paladin lavorò sotto 3 sole presidenze, quelle di Rossi, di Amadei e di Elia. Il legame con Elia fu particolarmente forte e continuò per tutta la vita di Paladin. Fu relatore di 270 pronunce Paladin, con una media di una trentina l'anno, anche se la media è ingannevole, può risultare ingannevole, perché vi furono anni in cui svolse la funzione assai più volte e alcuni anni che gli richiesero un minore impegno. Ovviamente, per chi lo conosce, essendo stati 2 gli anni in cui lavorò di più, uno fu quello in cui fu Presidente della Corte, nel senso che assegnò a se stesso più lavoro di quanti gliene avessero assegnati tutti i predecessori presidenti negli 8 anni restanti. Per i restanti 8 anni l'andamento è quello tipico di chi entra in un collegio e si fa strada, quindi è un andamento crescente. Nel primo anno fece da relatore a sole 3 sentenze, fino ad arrivare a una punta di 53 relazioni. L'unico calo in questo andamento è il 1982, però mi sono detto, studiando, ma mi smentirà chi c'era, l'82 è l'anno dei mondiali di calcio in Spagna, in cui l'Italia vince. E se c'era una cosa che Paladin faceva di normale, cioè come tutti gli altri, è che non si perdeva una partita della nazionale. E io ricordo, io seguo poco il calcio, per cui non lo sapevo in anticipo, certi esami che finivano così. Bene, la ringrazio, buonasera, con gli altri ci vediamo domani. E mancavano 3 ore alla sua solita ora, che era sempre la stessa. E perché? Perché c'era la nazionale, lui si alzava, se ne andava a casa a vedersi la partita. Nell'82 c'è una lieve flessione di relazione, secondo me quel mese in qualche modo ha influito. Decise i suoi 270 casi, e qui comincio a entrare un po' nel merito, con 97 sentenze e 173 ordinanze, con un rapporto di una sentenza ogni 3 ordinanze. E questo è significativo per una ragione che vi dirò dopo. Risolse molti giudizi in via incidentale, molto meno, pochissimi giudizi in via principale, un numero ridotto di giudizi per conflitto tra enti, ma con sentenze molto significative, praticamente nessun conflitto tra poteri dello Stato, e invece si dedicò molto ai giudizi sull'ammissibilità del referendum, come è noto a chi studia il costituzionale. Oltre a tutti i casi pratici, e a questi casi tipici del nostro campo, scrisse una bellissima ordinanza che si chiama così: Ordinanza di soluzione di giudizio per la correzione di omissioni e o errori materiali. Prima di lui, dal 1956, ne erano state fatte 12. La sua è la 13ª
e dal momento in cui lui adotta una certa formula anche per correggere l'errore materiale, quello viene preso a modello da tutti quelli che fecero la stessa cosa dopo di lui. Fulminante l'ingresso in corte di Paladin come esperto di diritto regionale, perché furono 3 i casi di diritto regionale che gli vengono assegnati nel 77 sui 3 casi che risolse nel 77, dal che mi sono fatto l'idea che lui entra in corte e tra i più anziani che c'erano seduti vicino a lui era designato come l'esperto di diritto regionale che avrebbe dovuto occuparsi solo di quello. Come tutti quelli che si occupano di diritto regionale, però, mi sono anche fatto l'idea, e qui al nostro tavolo siede anche chi lo negherà, che dopo 10 o 15 anni in cui si fa solo diritto regionale, di tutto ci si vuole occupare tranne che di diritto regionale. E quindi 3 su 3 nel 77, però poi i casi in cui Paladin si occupa di diritto regionale cominciano progressivamente in percentuale a calare. Uno dei primi casi che gli viene assegnato riguarda la regione Friuli Venezia Giulia. E da qui l'idea che uno si può fare, cominciando a leggere le sentenze di Paladin, che venisse anche considerato un esperto e che tendesse a risolvere anche i casi della sua regione. La regione vinse quel conflitto. Le venne riconosciuto come le spettasse, a lei e non allo Stato, il potere di autorizzare i comuni e le province e i loro consorzi all'acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni. La sentenza di Paladin, ripeto, una delle prime, è un sillogismo perfetto. E come moltissime delle sentenze di Paladin, tranne 4 o 5 su 270, è fatta di poche righe. Premessa maggiore. La giurisprudenza della Corte, e qui ripensate a quello che vi ha detto Sergio Bartole, la giurisprudenza della Corte si è già espressa nel senso che l'autorizzazione ad acquistare immobili e ad accettare lascite e donazioni da parte degli enti locali, pur essendo qualitativamente diversa dagli altri controlli di merito, è una particolarissima forma di controllo. Premessa minore. Ma allora, se questa funzione è così, si trova in un rapporto di stretta connessione con altre funzioni di sicura spettanza regionale e in vista delle quali si giustifica l'integrazione delle competenze assicurate alle regioni. Integrazioni. Allora, conclusione, siccome le norme di attuazione dello Statuto fanno appunto intendere che tale integrazione si è verificata, limitatamente agli enti territoriali minori sottoposti al controllo della Regione, è chiaro che il potere di autorizzare comuni e province e consorzi spetta alla Regione. Paragrafo di premessa maggiore, paragrafo di premessa minore, paragrafo di conclusione. Mezza facciata e il caso risolto. Io potrei continuare a esporvi le singole sentenze che videro Paladin relatore, anche in diritto regionale, però abbiamo tutti smesso di mangiare da poco e mi sembrerebbe di cattivo gusto farlo. E quindi ho pensato, lasciando poi alla relazione scritta tutta la casistica, di dirvi qualcosa di Paladin, giudice della Corte in relazione alle sole regioni a statuto speciale, che era il compitino originale di Bartole. Allora, se ho pensato questo e dovessi svolgere il compito di Bartole, qui potrei dirvi vi ringrazio e chiudere, perché i casi sono pochissimi e si contano sulle dita di una mano. C'è pochissimo da dire. Pensate che sulla Regione Friuli Venezia Giulia, in 9 anni, Paladin usa come parametro lo Statuto in 4 casi. 4 per la Val d'Aosta, 5 per la Sardegna, 4 per il Trentino, 7 per la Sicilia. Friuli Venezia Giulia, Statuto adoperato come parametro. Già i casi sono pochi. In uno di questi, vi ho già detto, è quello di cui ho parlato poco fa. Nel secondo c'è un'ordinanza
per un ricorso del governo poi rinunciato, quindi la sentenza è di 3 righe. Nel terzo, lo statuto non è in realtà usato come parametro, ma come riferimento per parlare di un'altra regione, quindi è menzionato ma non trattato. Mi fermo sulla sentenza 65 dell'82, altra sentenza cristallina. Parla di camere di commercio. Il Friuli Venezia Giulia equipara in una sua legge il trattamento dei dipendenti delle camere di commercio a quello di altri dipendenti di altri enti di carattere regionale. Di questo si duole il Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo ricorso e Paladin dice così, e anche qui mi sembrava di sentire evocare questa sentenza quando parlava il professor Bartole. È vero, lo Statuto non inserisce le Camere di Commercio né sotto il profilo funzionale né sotto il profilo strutturale tra gli oggetti di competenza legislativa regionale piena o primaria. Manca allora per il Friuli Venezia Giulia una puntuale attribuzione statutaria. Ebbene, ricordatevi i discorsi di Bartole, dal silenzio della disposizione statutaria per il Friuli Venezia Giulia non può trarsi alcuno spunto atto a risolvere questa controversia, perché il silenzio non è significativo. Vale, al contrario, la regola per cui gli enti pubblici locali che operano nelle materie di competenza delle regioni, pur restando distinti dagli enti strumentali o pararegionali, sono assoggettati ai poteri regionali di supremazia, perché trattano di materie regionali. Non mi interessa che ente sia, che etichetta ha, mi interessa cosa fa. E quindi è vero, la Camera di Commercio non compare nell'elenchino della cosa, non mi interesso perché vado a vedere che cosa fa. E poi è bellissima la chiusa dove Paladin diventa il processualista del processo costituzionale, perché dice: bella l'argomento dell'Avvocatura dello Stato che in udienza mi tira fuori una differenza di trattamento del personale e quindi una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Paladin era anche un esperto di principio di uguaglianza. È peccato che non me l'abbia scritto nel ricorso, e quindi il fatto che me lo tiri fuori in udienza, signori, non mi interessa. Grazie di avermelo detto, è molto interessante, ma la cosa non mi fa cambiare idea. E quindi il ricorso dello Stato va rigettato. Ma a questo punto vado dritto, perché non vorrei togliervi troppo tempo, vado dritto alle mie conclusioni. Vi ripeto, poi rimando alla relazione scritta dove è trattata tutta la casistica, con una sola menzione, me l'ha fatta venire in mente di nuovo Bartole, per la sentenza 246 dell'85. È una sentenza molto buffa perché ne sono protagonisti la Sicilia, estremo sud ma speciale, e il Friuli Venezia Giulia, estremo nord-est ma speciale. La soluzione della sentenza è un manualetto di quello che il professor Bartole ha chiamato il diritto regionale comune delle regioni a statuto speciale, perché il trattamento riservato alle 2 regioni speciali, alle quali 2 volte viene data ragione e 2 volte viene dato torto, è speculare. E si tratta di enti friulani e dell'acquedotto siciliano, dove la regione cede, e anche su questo ci sarebbe da riflettere. La regione deve cedere di fronte a certe norme contenute in una legge che reca misure urgenti per il contenimento della spesa pubblica. E Paladin, siamo nell'82-83, e Paladin, quindi stiamo entrando negli anni dello spreco che poi ci porteranno dove siamo, e Paladin in tutte le sue sentenze, di regionale e no, è sempre attentissimo alla spesa.
E se c'è un limite per la Regione a statuto speciale è quando la spesa, il modo di spendere stabilisce che il limite sia corretto, che esista. Perché si tratta quasi sempre di grandi riforme in allora e con i limiti vigenti allora. Concludo con un dato. Delle 270 volte in cui Paladin fa da relatore, Paladin chiude con la declaratoria di illegittimità costituzionale solo 24 volte, che non vuol dire che dichiara costituzionalmente illegittime 24 leggi, perché il più delle volte sono commi di articoli di una legge, solo in 24 occasioni. Delle 24 volte in cui Paladin dichiara un quid costituzionalmente illegittimo, solo 9 riguardano disposizioni di regioni. È un maestro nell'arte dell'uso dell'ordinanza. È un maestro dell'arte di escludere l'andata a giudizio quando ci si può non andare e quindi di far cessare in fase pre-processuale il caso sottoposto alla Corte. Quando si può non perdere tempo, non perdiamo tempo. Punto di forza, il carattere serrato, ferreo, implacabile della parte emotiva. Non si esce mai, tranne forse una volta, ma devo rileggermela perché probabilmente ho sbagliato io, non si esce mai dalla lettura delle pronunce di Paladin con un senso di non soddisfacimento o di dubbio. Con un ma, con un sarà, con un proprio la Corte ha sbagliato, con un non mi hanno convinto, come invece capita spesso leggendo sentenze di altri relatori. Il diritto è simile alla matematica, soleva dire Guicciardi. La logica tra tutti i passaggi deve essere stringente. Per passare da A a D è necessario attraversare B e C, se no c'è qualcosa che non va. Allora, pensando alla sfrenata fantasia, è un termine che io ho scritto, tu l'hai usato e mi colpisce il fatto che torniamo. Pensando alla sfrenata fantasia, e qualche volta impunita, per dirlo alla romana, di certi colleghi e di molti giudici, per i quali il materiale ha sempre la precedenza sul formale, anche quando non c'è nessun bisogno, come qualche volta c'è, di ricorrere al materiale, leggere ogni pronuncia scritta di pugno dal nostro maestro, o amico, o comaestro, o allievo di comuni maestri, è stato un lavoro utilissimo per chi prova a studiare il diritto costituzionale. Ma lo sarebbe ancora di più per chi non ha conosciuto Livio Paladin, perché ogni pronuncia è una specie di fotografia di Paladin. Tutto ciò detto, e chiudo, consentitemi che la mia battuta finale oggi qui sia rivolta al professor Sergio Bartole. Ha il demerito per voi di avermi voluto qui oggi, ha il merito per me di avermi adottato facendomi da comaestro nei miei anni triestini, e i suoi allievi mi trattano sempre e da sempre come se fossi uno dei loro. Non potendolo più dire a Paladin, lo dico a te Sergio, anche perché in fondo per me è la stessa cosa. Grazie, caro maestro, grazie di tutto, e particolarmente considerando la 2 volte speciale giornata di oggi e il suo significato per te e per noi, ad maiora semper. Grazie, professor Mazzarolli. Io credo di non sbagliare dicendo che il professor Roberto Bin, che è componente della Commissione Paritetica Stato-Regione, si soffermerà sulle prospettive della specialità, a meno che non sia un po' discolo anche lui rispetto al professor Bartole, ma no, lui è sempre discolo, allora mi va male anche stavolta. Prego. Credo che non ci sia cosa peggiore che possa augurarsi un ragazzo di 18-19 anni la mattina del mercoledì delle ceneri, con la giacca ancora sporca di zucchero a velo e coriandoli,
di doversi presentare all'esame di diritto costituzionale, trovandosi di fronte Sergio Bartole e Livio Paladin. Devo dire che mi hanno messo perfettamente a mio agio, ma non perché l'abbiano fatto per me, ma perché ogni volta, su ogni domanda, c'era una lunga discussione tra loro. Per cui io guardavo attonito, un po' sonnecchiante, e me la son cavata dignitosamente. Forse perché Sergio Bartole si ricorda le mie risposte che non davano l'impressione di una ferrea preparazione, ma forse di una fantasia un po' alcolica, e mi ha assegnato questo compito, che io non eviterò di affrontare, e cioè le prospettive della specialità. Ci vuole fantasia. Parlando di prospettive, e la sfera di cristallo non ce l'ho, ho letto un analogo intervento di Livio Paladin sulla nostra rivista, posso chiamarla così perché la facciamo un po' noi, Le Regioni, del 1993, che riguarda appunto spunti per una ricerca della ragione della specialità. Ed è un articolo un po' disperato, devo dire la verità, nel senso che, dice Paladin, occorre far lavorare la fantasia giuridica ed istituzionale. Però poi questa fantasia giuridica si scontra con la difficoltà di trovare delle strade. Cita la Carta delle Regioni, che allora era il documento di moda, in cui si dice che le regioni speciali hanno un insostituibile ruolo di sperimentazione avanzata di forme compiute di autonomia, ma poi aggiunge: ma non bastano parole generiche per rispondere a questa domanda. Quali sono le prospettive della specialità? Ora, quello che fa forse specie è che Paladin scriveva nel 93 in un contesto di forte e diffusa critica della specialità. Tanto per cambiare era una stagione delle riforme, tanto per cambiare si stava parlando, lo accennava prima Nico Falcon, di riforme costituzionali, e tanto per cambiare uno degli obiettivi comuni era togliere la specialità regionale. Oggi non ci troviamo in una situazione diversa, perché si accennava prima, anche di fronte alla riforma costituzionale attualmente in attesa di referendum, buona parte dei sì e dei no, questa è la cosa che più mi irrita, sia di coloro che sono contro la riforma che coloro che sono a favore della riforma, su un punto concordano: basta con le regioni speciali. Allora, più che vedere le prospettive di rilancio, vedo delle prospettive di difesa, e vorrei proporre alcuni punti che dovrebbero essere consolidati. Primo, le regioni speciali non sono una categoria dello spirito, non sono neanche una categoria, sono 5 cose diverse. Mentre le regioni ordinarie possono essere considerate come un'unica categoria, le regioni speciali non esistono. Esistono 5 realtà fondamentalmente diverse. Non sono diversamente come esito, come funzionano, quello che fanno, ma anche come impostazione costituzionale. Ognuno ha avuto la sua sperimentazione, ognuno ha avuto la sua strada, ma hanno delle situazioni diverse di partenza, per cui, per esempio, la vulgata per cui basta coi privilegi finanziari delle regioni speciali va destituita, perché i privilegi finanziari delle regioni speciali non sono omogenei. Abbiamo 5 situazioni radicalmente diverse. Il Friuli Venezia Giulia non ha i privilegi della Sicilia, questo lo sanno tutti, ma quello che è inaccettabile è che venga trattato 5 situazioni diverse come se fossero lo stesso problema. Un'altra cosa è
che i privilegi finanziari stanno a fronte di funzioni pubbliche concretamente esercitate, che sono diverse. La Sicilia, per esempio, non ha voluto prendersi delle funzioni che poteva prendersi dello Statuto. Altre regioni si sono prese funzioni che non erano previste nello Statuto, per cui hanno avuto prospettive sulla loro attività radicalmente diverse, e questo anche attraverso le norme d'attuazione. Se vogliamo capire che cos'è la specialità di una regione, non andiamo a leggere lo Statuto, che tutto sommato è scritto in italiano ormai obsoleto rispetto all'italiano che viene usato dalle riforme attuali, obsoleto, e andiamo a vederci piuttosto le norme d'attuazione, che sono un'altra cosa, su cui meriterebbe anche riflettere, come procedura, come senso. Pensiamo, lo citava forse Nico prima, il Friuli Venezia Giulia a un certo punto si è assunta la spesa degli enti locali. Le province di Trento e Bolzano si sono assunte le spese del personale della scuola, i costi della provvidenza per gli invalidi. Se andiamo a scartabellare dentro le funzioni svolte dalle singole regioni, vediamo che le 5 regioni vanno in direzioni diverse. E questo rende anche molto difficile fare una comparazione sui cosiddetti privilegi. La spesa sanitaria. Allora, il Veneto, che invidia al Friuli Venezia Giulia il privilegio finanziario, dimentica di ricevere 4 volte di Friuli Venezia Giulia di contributo sulla spesa sanitaria, qualcosa come 6 miliardi l'anno. Perché non si parla di queste cose e si continua ad accettare la chiacchiera sui privilegi finanziari? Trento si è preso l'università, non so se l'università sia contentissima, pare che gli mettono anche il cartellino da timbrare quando entrano, quando escono, è molto trentino questo, non è vero, lo so, ma è un'assunzione di spesa a fronte di un'assunzione di funzioni pubbliche. Questa è stata un po' la strategia, secondo me, interessantissima degli accordi istituzionali, l'accordo di Milano, il Liprodi, eccetera, che segmento per segmento hanno tramutato quello che è il taglio lineare dei contributi alle regioni con l'assunzione della spesa di funzioni pubbliche. E allora a questo punto, come si fanno i conti? I conti dei privilegi. La Regione Lazio ha le istituzioni i suoi ospiti. E questi sono soldi che lo Stato riversa su un territorio. Le opere pubbliche sono ancora soldi che lo Stato riversa sul territorio. Chi finanzia le opere pubbliche? Chi sta finanziando la terza corsia dell'Autobrennero? Cioè si possono fare dei discorsi numerici, perché sono discorsi numerici riguardando la finanza. Io non ci capisco niente perché ho alcune difficoltà con la mia finanza, immaginate con la finanza regionale. E fare dei discorsi numerici sul niente. Solo gli economisti ci riescono, credo. L'unica scienza inesatta su base matematica. E il problema è che si parla di buffonate, di cose che non hanno costrutto, non hanno senso, non hanno una base empirica, non sono quelle cose dell'esperienza che tu dicevi essere il merito del lavoro di Paladini. Dire che cosa sono le regioni, non cosa dovrebbero essere, che è una cosa molto diversa. Allora, su questo, secondo me, dovremmo avere degli obiettivi, studi. C'è un ottimo studio di Cerea fatto per la provincia di Trento che dà dei dati anche sui costi comparabili tra le regioni. Bene, quello è un esempio di lavoro che bisogna fare per rilanciare la specialità.
rilanciare la specialità facendo emergere i dati e magari spingendo questo Paese, che dei dati non ha mai fatto chiarezza. Noi continuiamo a parlare di cose di cui non sappiamo perché i dati sono mascherati, vedi la spesa sanitaria, ci tirano fuori intanto il costo della siringa come se fosse quello il problema, ma non ci dicono i costi dei morti nella sanità italiana. Quello non si parla. Allora la pubblicità e la chiarezza dei dati è la prima ragione di riscatto e di rilancio dell'autonomia speciale, secondo me. Vediamo anche la resa istituzionale. Assumersi la spesa sanitaria e far dire alla Corte tu Stato non mi puoi dire come devo spendere i soldi perché sono miei, avrà una resa dei conti sul piano di cosa si è fatto nella sanità. È facile dire, per forza, i comuni di Trento e Bolzano sono puliti perché ricevono un sacco di soldi perché Trento e Bolzano non hanno più soldi. Sì, è vero. Io vorrei sapere quanti sono i comuni del Bellunese che sarebbero disposti ad avere il rigore urbanistico dei comuni di Bolzano. Mia parte, io sono nato a Bolzano, ci passo il più tempo possibile. Andate a vedere i controlli urbanistici che c'è nella montagna di Bolzano e capirete perché la montagna di Bolzano è diversa da quella di Belluno. Allora non basta parlare di privilegi fiscali, bisogna parlare anche di prestazioni amministrative. Tutto questo è un orgoglio delle regioni speciali che io non vedo. Per cui ancora una volta la debolezza politica in questo momento delle regioni speciali è dovuta dalla mancanza di orgoglio e di produzione di dati, di produzione di studi e anche una richiesta di finanziamento di ricerca che naturalmente sarebbe gradita. Non clientelare. Non clientelare. Nessuno pensi che sia clientelare. Altra cosa. Questo proprio è una cosa che ormai tocca il mio intimo. Non sopporto più la culturetta italiana che nega le ragioni dell'autonomia. Finché i manifesti per il sì e per il no vengono fatti da oscuri sedicenti studiosi che stanno a Roma, si convergeranno sul fatto che le regioni hanno cattive prestazioni e che bisogna riportare le decisioni al centro. Cosa che non è vero che la riforma vorrebbe fare, ma loro non lo sanno. Perché l'ottica è l'ottica centralistica, che è l'ottica della burocrazia ministeriale, è l'ottica di buona parte delle strutture amministrative e delle amministrazioni indirette, è l'ottica di buona parte della nostra classe politica romana. Allora, l'autonomia va difesa non perché sia bello e perché la sussidiarietà sia una bella parola, ma perché il centro non funziona e non ha mai funzionato. L'autonomia è conseguenza della diversità. Vi ricordate la famosa legge che finanziava le culture mediterranee nella provincia di Bolzano? Prodotto miracoloso della mentalità centralistica. Tutto deve essere uguale. Studiando, cosa che mi capita qualche volta, le carte, questa idea degli enti locali che devono essere uguali è un'idea che è radicata nella cultura italiana ben prima dell'unificazione d'Italia e ben prima dello Statuto piemontese. Gli enti locali devono essere uguali. Consiglio di Stato, ripetuto 1000 volte. Santi Romano, che abusivamente viene considerato un grande giurista, mentre era un uomo molle, come lo definiva uno dei pochi che non ha dato il giuramento a favore del fascismo, diceva proprio questo: così come le persone devono essere uguali davanti alla legge, anche gli enti locali devono essere uguali davanti alla legge e quindi anche le regioni devono essere uguali davanti alla legge, abbiano o no il mare e le culture mediterranee. Questa non è cultura, questa è incultura. È l'incultura che domina buona parte delle nostre carte pubbliche. Per questo difendere la specialità, secondo me, è difendere l'autonomia. Benché qualcuno abbia ironizzato su una cosa che io ho scritto e detto, qualcuno qui presente,
Io ritengo che il problema non è ridurre la specialità delle regioni speciali, ma introdurre la specialità delle regioni ordinarie, che sono a loro volta diverse. Sono diverse per cultura, per tradizioni amministrative, per reddito, per capacità amministrativa. La Lombardia non è la Calabria e il fatto di avere una legge sulle città metropolitane uguali per Milano e Reggio Calabria è una fesseria, è uno sbaglio, è un deficit di cultura dell'autonomia che non è la cultura di un valore, è la cultura della conoscenza. Cose diverse devono essere trattate in maniera diversa. Sono le regioni tutte uguali? No, e allora devono essere trattate in maniera diversa. Questo è la derivazione di un principio di eguaglianza, quello che Romano evidentemente non aveva capito. Mi dispiace per lui. Per cui la difesa della specialità delle regioni, secondo me, non deve essere fatta contro le regioni ordinarie, ma deve essere portata all'interno delle regioni ordinarie. L'articolo 116 dell'attuale Costituzione consente alle regioni ordinarie di assumersi qualche competenza in più, nessuno l'ha fatto. Nella riforma si amplia un po', troppo poco, questa cosa, ma secondo me quella è la strada. Bisogna anche andare all'attacco, non solo difendere una categoria di regioni che non sono omogenee, quelle speciali, ma sostenere che le regioni ordinarie non devono essere più un blocco monolitico. Perché non è questa la realtà. Chi è nemico di questa visione? Avete mai parlato con un burocrate dei ministeri? Quello è il nemico. Pensate solo a questo, una regione speciale come il Trentino Alto Adige ha fatto passare anni fa una norma d'attuazione, tra l'altro scritta da Valerio Nida, che oggi dice basta con le regioni speciali. L'ha detto 24, una settimana scorsa a Milano. Appunto. Valerio Nida, quando invece ragionava in maniera un po' più articolata, aveva fatto passare questa norma d'attuazione che ha cambiato il senso giuridico delle due province autonome, dove le leggi dello Stato non si applicano direttamente, ma devono essere attuate. Questo è, uno può dire, vabbè, ma non cambia tanto, cambia moltissimo. E cambia moltissimo perché dice la burocrazia delle province autonome: tu non guardare la Gazzetta Ufficiale, tu applichi le leggi della provincia di Trento. Se lo Stato ha qualcosa da dire, impugna la legge. Questa è una interpretazione dello Statuto che lasciava capire che le leggi delle due province possono essere impugnate anche quando sono già da tempo in vigore. E quindi se non si adegua la provincia, lo Stato può dire: tu devi adeguarti. La provincia si adegua oppure lo Stato impugna la legge. Quanto è successo che impugnassero la legge? Una volta. Cessata materia del contendere. Ma capite come si smonta un contenzioso? Una volta, perché la volta che lo Stato dice, se ne accorge che la provincia non si è adeguata, suona il campanello, leale cooperazione, la provincia fa la legge e finita la questione. Perché non si può fare per le altre regioni? Risposte, datami da un alto funzionario del Ministero delle Regioni. Ma siamo matti, dovremmo lavorare. Perché è chiaro che è molto più semplice prendere le leggi che ti arrivano sul tavolo fresche del bollettino ufficiale, guardarla e dire mi puzza di fuori limite, e farla impugnare dal governo che non si occupa di queste cose, perché pare che non sia politica questa. Altra cosa è andare a vedere nel concreto del funzionamento di una regione se in quella regione la legislazione non si è adeguata. E questo implicherebbe lavoro. Sarebbe molto più complicato per gli uffici, il che vuol dire che gli uffici non accetterebbero mai una soluzione del genere. È molto più semplice avere tutte le regioni uguali, tutte le leggi davanti e un burocrate che le controlla e dice questa sì, questa no. Questo è il problema culturale, che come vedete non è solo un problema culturale, perché è un problema di amministrazione, di alta amministrazione e di politica. Perché l'impugnazione delle leggi è poi decisa da un Consiglio dei Ministri, e se il Consiglio dei Ministri non ritiene politicamente rilevante e rinviare una legge, evidentemente lascia lo spazio aperto alla burocrazia. Diceva
Paladin, sperimentazione è una parola vuota. Io non sono del tutto convinto, è una parola vuota, ma noi abbiamo esperienze interessanti di sperimentazione. E le regioni speciali, diciamo, le regioni speciali attive, non voglio fare polemiche, hanno sperimentazioni interessanti, anche tramite le norme d'attuazione. Noi abbiamo in discussione per il Friuli Venezia Giulia alcune norme d'attuazione che puntano a una sperimentazione. Quelle sono strade da valorizzare. E poi ci sarebbe da capire quali sono gli obiettivi. Ora io sono terrorizzato dell'idea che il rilancio dell'autonomia passi per una stagione di revisione degli statuti, perché mi rivedo pagine e pagine e pagine di norme programmatiche e principi bellissimi. Voi sapete che per esempio in Puglia quando piove c'è un'infrazione dello statuto, perché lo statuto della Puglia dice che la Puglia è il paese del sole. Ecco, io non vorrei degli statuti speciali con delle norme del genere, e temo che ci saranno, e ci sarà ricorsa a scoprire tutto il localismo possibile e immaginabile, a difesa di piccoli interessi che sul localismo prosperano, mentre manca visioni strategiche. C'è una cosa che secondo me tutte le regioni dovrebbero mettersi come obiettivo, perché è il problema italiano di oggi, il lavoro. Ora, il lavoro non si crea per legge, neanche per statuto e neanche per norme dell'attuazione, ma il problema di incrociare la formazione professionale con il sistema produttivo, questo è un problema che in Italia non si è risolto. Potremmo fare la storia del perché non si è risolto, ma non è il caso. Lì va investito. Paladin diceva nel 93, la cultura è la materia su cui, è il settore su cui le regioni speciali dovrebbero investire la loro specialità. Bene, questa è la cultura di oggi, la cultura che è fatta di lavoro e produzione, lavoro e formazione professionale e ricerca scientifica. E naturalmente con la ricerca scientifica chiudo, perché è un'ennesima richiesta di finanziamento. Grazie. Grazie professor Bin. Al professor Giangaspero il compito di farci una sintesi del seminario sul piano scientifico. Prego. Grazie. Anch'io apro, come altri hanno fatto, con un ringraziamento al Consiglio regionale per aver ospitato e organizzato anche questa iniziativa, che vuole essere un momento di riflessione, insomma, altro rispetto forse alla congestione dei momenti di dibattito politico che qualche volta fanno velo rispetto a una riflessione pacata, anche se di pacata, sui temi che interessano oggi. Il mio compito, quello di fare una sintesi, è un compito difficile perché non ho un argomento specifico ed è tanto più difficile perché le relazioni che abbiamo sentito, la presentazione di Sergio Bartole, la relazione del professor di Nico Falcon, di Gian Domenico Falcon, quella di Roberto Bin, quella di Ludovico Mazzarolli, sono piene di spunti, anche diversi fra di loro, che è difficile sintetizzare. A questo si aggiunge che io non sono capace di fare queste cose, di sintesi, quindi sostanzialmente mi limiterò a fare, diciamo, a cogliere e a mettere insieme alcuni spunti che sono emersi in un modo o nell'altro da varie di queste relazioni. Il primo spunto ha a che fare col luogo dove siamo noi oggi, col posto, con la regione, con la città e con la sede proprio fisica in cui siamo collocati oggi. E questo spunto consiste nel rilevare o nel ribadire quello che ha già detto Sergio Bartole, cioè che l'attività degli anni triestini di Paladin, e in particolare della scrittura del commentario allo Statuto, sono stati anni molto importanti, non solo perché hanno segnato il decollo della regione speciale Friuli Venezia Giulia, ma perché più in generale hanno probabilmente segnato gli anni del formarsi della disciplina diritto regionale, per molti aspetti della disciplina diritto regionale in Italia. Da questo punto di vista è interessante quello che ha detto il professor Falcon di una specie di continuità
tra il commentario dello Statuto e immediatamente dopo il manuale, la prima edizione del manuale di diritto regionale. Naturalmente la questione regionale era presente a Paladin già ben prima della stesura del commentario dello Statuto. La sua tesi di laurea è stata dedicata alla potestà legislativa regionale, la sua prima monografia riguardava la potestà legislativa regionale e questo studio è rimasto costante negli anni successivi, prima e dopo la stesura del commentario dello Statuto. Però è mia convinzione che, tutto sommato, la riflessione sul Friuli Venezia Giulia, ultima delle regioni speciali in ordine di tempo, ma anche più vicina, se non altro in ordine di tempo rispetto alle regioni ordinarie, abbia contribuito in maniera piuttosto decisiva nel modellare, per così dire, quel sistema sulla base del quale si è sistemata la riflessione di Paladin e che ha trovato una specie di condensazione nel manuale, nelle molte edizioni del manuale di diritto regionale. Il manuale che è stato, credo, il manuale più influente di diritto regionale al nascere, diciamo, dell'esperienza regionale. Del resto posso notare che Trieste in generale è stata in quegli anni una sede molto importante per la storia della disciplina diritto regionale in Italia, se è vero come è vero che immediatamente prima della pubblicazione o poco prima della pubblicazione della prima edizione del manuale di Paladin e quasi contestualmente al decollo delle regioni ordinarie, dall'Università di Trieste Sergio Bartole ha pubblicato quel saggio che si chiama Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, che a sua volta in qualche modo ha definito alcune delle linee importanti che poi sarebbero puntualmente riscontrate anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di relazioni Stato-Regioni. Il secondo spunto che vorrei trarre è sempre, diciamo, in qualche misura sullo stesso argomento e che mi induce a ripetere o a riprendere cose già dette, ed è l'osservazione seguente. Il fatto che un convegno di studi si proponga di celebrare il ricordo del professor Paladin e al contempo di porsi come un momento di riflessione sul futuro della specialità regionale e forse più in generale sul futuro delle regioni, se ne è parlato in senso più ampio, non è una giusta posizione di temi, cioè ricordiamo uno studioso scomparso più di 15 anni fa e parliamo di un problema che ai suoi tempi questo studioso ha trattato. Non è così. Lo scopo di questo incontro, il senso di questo incontro, sta nell'intenzione di fare tesoro, di utilizzare i risultati di quegli studi, di quelle ricerche, perché sono ancora in grado quei risultati di affrontare problemi di oggi e di prefigurare situazioni future o di orientare le nostre scelte in funzione di situazioni che devono ancora avvenire. Come è ampiamente noto, il professor Paladin è scomparso nel 2000 e l'ultima edizione del suo manuale di diritto regionale porta proprio quella data, 2000, quindi è scomparso prima che entrasse in vigore la riforma costituzionale del 2001. Però se noi rileggiamo, ed è stato puntualmente fatto quando sono nati dei problemi di attuazione della riforma del 2001, se poniamo mente alle cose che ha scritto prima, penso alle cose in materia, in tema di materie, definizione di materie di competenza regionale, penso all'uso teleologicamente orientato delle materie, penso anche alle questioni che hanno a che fare col livello degli interessi nel dirimere i conflitti, o comunque i contrasti fra Stato e Regioni. Ebbene, tutte queste riflessioni sono state utili e sono state di fatto utilizzate per descrivere, spiegare, razionalizzare anche evoluzioni successive alla riforma del 2001 e per risolvere alcuni problemi che la riforma ha ingenerato e che puntualmente sono finiti davanti alla Corte Costituzionale, fra l'altro intasandola all'indomani del 2001. Perché questo? Io credo che questo dipende dal fatto che il pensiero di Paladin, il sistema, diciamo così, il modo di concepire le regioni, il modo di leggere le regioni, che è il prevalente, il più importante in Italia, deriva in qualche modo dalla impostazione teorica che al tema ha dato Paladin. E quindi dipende dall'importanza, dall'eredità dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'inquadramento del tema, che deriva da quella elaborazione sistematica che ha avuto negli anni triestini un momento particolarmente intenso. Del resto Paladin ha fatto parte di quella generazione di studiosi che ha avuto modo di formarsi dopo l'entrata, all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, e che si è trovata da studioso, ma anche da persona impegnata nelle istituzioni,
a farsi carico, a affrontare il problema dello scongelamento di una Costituzione che per molti aspetti è rimasta congelata. Il tema del diritto regionale è un tema centrale da questo punto di vista. Ma questa attualità del pensiero di Paladin, io credo, ha una spiegazione, questa importanza del pensiero di Paladin ha una spiegazione più profonda che sta in qualche misura, secondo me, nel metodo, cioè nel tipo di approccio che Livio Paladin ha seguito nei confronti del diritto regionale in particolare, ma forse più in generale, di questo dirò qualcosa magari fra poco, ai temi del diritto costituzionale. Paladin era uno di quelli che alle regioni ci credevano, che aveva il problema di scongelare la riforma, di far decollare l'istituzione regionale come momento di crescita civile, di aumento della partecipazione, di maggiore garanzia dei diritti, in ultima analisi di trasformazione della forma di Stato. E però nel suo approccio ai temi di diritto regionale, ma come vedremo anche a altri temi, non si vede mai l'astrattezza del giurista puramente formalista. È vero, si vede il rigore dell'argomentazione, si vede il rigore dell'uso delle norme, ma non la pura forma che se ne infischia della sostanza. Quindi non c'è il puro ragionare di forme giuridiche, non c'è neanche la posizione che si potrebbe definire di ideologo, di apologeta di certe evoluzioni costituzionali, di apologeta o di ideologo delle regioni, posizione che abbiamo visto all'indomani del 2001, seppure per un breve periodo, ripetersi e ragionare di palingenesi assoluta dell'istituto regionale. All'indomani del 2001 è cambiato tutto, poi tanto non è cambiato. Dall'altra parte non si vede neanche nella posizione di Paladin quella forma paradossalmente di astrattezza al contrario, che è l'atteggiamento di coloro che vedono in qualche modo il diritto in qualche modo subordinato ai rapporti materiali di forza. Si dice la società cammina in un certo modo, la Costituzione, si voglia chiamarla Costituzione materiale in un altro modo, è qualche cosa che disinnesca in qualche modo il valore normativo della Costituzione, quindi descriviamo più che prescrivere. All'opposto mi pare che l'approccio di Paladin sia un approccio ai problemi del diritto capace di bilanciare, secondo me in modo esemplare, da un lato il rigore formale del giurista, capace di non dimenticare mai il valore prescrittivo delle regole e il fatto che le regole costituiscono in qualche modo dei limiti a possibili evoluzioni della realtà, questo da un lato, ma dall'altro lato anche di ragionare sul contesto concreto in cui le regole sono destinate ad operare e di cui le regole non possono che tener conto, pena la loro inefficacia, inoperatività. Ebbene, questa è una delle ragioni per cui il pensiero di Paladin resta, tutto sommato, attuale, è rimasto attuale anche dopo la riforma del 2001, perché una riforma costituzionale, anche questo spunto è emerso nelle relazioni precedenti, per radicale che sia, e forse quella del 2001 non era così radicale come sembrava neanche dal punto di vista del testo, per radicale che sia non può di colpo cambiare completamente il contesto. E questo rende utilizzabili allora, quindi dopo il 2001, ma a tutt'oggi, molte delle conclusioni che Paladin ha formulato nei suoi numerosissimi lavori in materia di diritto regionale. Un'altra annotazione che mi preme di fare solamente di sfuggita è la seguente. Oggi ne abbiamo parlato soprattutto della figura del professor Paladin in funzione del diritto regionale, dell'evoluzione, della nascita, della formazione della disciplina accademica diritto regionale, diritto costituzionale regionale, dell'importanza dei sovrani triestini per l'elaborazione di categorie che poi sono rimaste e così via. Certamente, questo è ovvio a tutti, ma io lo ribadisco in questa sede, il professor Paladin non è stato solo un cultore di diritto regionale, è stato molto altro e molto di più. In primo luogo, questo è stato ricordato, ha operato in molti contesti al servizio delle istituzioni, è stato ministro più volte, è stato presidente, oltre che giudice della Corte Costituzionale, su cui tornerò fra un attimo, è stato presidente di varie commissioni di studio, chiamato a studiare da vari presidenti della Repubblica problemi anche molto complessi e molto delicati. Penso per esempio al comando delle Forze Armate, ai problemi di comando delle Forze Armate, siamo nel 1987, a una commissione di studio sul Consiglio Superiore della Magistratura, siamo nel 1990. Ancora, nella sua attività di giudice costituzionale si è occupato, lo diceva Ludovico Mazzarolli, di altre cose oltre che il diritto regionale. Non posso qui ricordarvi
o ricordarmi tutte le sentenze o tutti gli ambiti di cui ha avuto modo di occuparsi, però mi preme ricordare una sentenza, se non altro, che è una sentenza che in qualche modo è apparentata con i temi del diritto regionale, la sentenza numero 16 del 78 in materia di referendum. Perché è imparentata con i temi di diritto regionale? Perché anche lì si trattava in qualche modo di misurare l'impatto sull'ordinamento di un istituto nuovo che era stato scongelato da non molto. La legge sul referendum è del 1970. Nel 78 la Corte si trova a pronunciarsi sull'ammissibilità di molti, di vari referendum insieme. Ebbene, in quella sede salta fuori a firma di Paladin la sentenza numero 16 del 1978, che è una sentenza di quasi 40 anni fa, che è una sentenza di capitale importanza per quanto riguarda l'istituto del referendum, una sentenza che sistema, che colloca il referendum nel nostro ordinamento costituzionale. Guardate che il referendum è uno strumento totalmente nuovo rispetto al quadro costituzionale precedente. È significativo, secondo me, da questo punto di vista, che da allora molti referendum sono passati sotto i ponti e qualcuno c'è anche rimasto sotto i ponti, ma la Corte Costituzionale non ha mai fatto una sentenza, non ha mai più ripetuto una sentenza di quel peso, di quell'importanza sistematica. Si è sempre tenuta più o meno nelle linee segnate da quella sentenza, e anzi forse si può dire che le decisioni più discutibili in materia di referendum sono proprio quelle che in qualche modo tralignano o insomma deviano, non so come si dice, rispetto alle linee tracciate in quella sentenza. Ancora, e mi avvio a chiudere, anche sul piano della produzione scientifica Paladin si è occupato di moltissime cose oltre al diritto regionale. Penso a molti scritti, per esempio, in materia di forma di governo, Presidente della Repubblica, Governo e così via. Penso a molti scritti in materia di fonti del diritto, decreto legislativo, ma anche decretazione d'urgenza, ma anche limiti alla revisione costituzionale e così via, poi confluiti in quel libro che non è un manuale, è un trattato che si chiama Le fonti del diritto. Penso ancora all'attività manualistica. Il manuale di diritto regionale è stato forse il manuale più importante di diritto regionale della storia del regionalismo italiano. Il manuale di diritto costituzionale è stato molto importante per generazioni di studenti, il manuale completo, che era stato anticipato da un pezzetto di questo manuale, cioè da un manuale sulla forma di governo. Io ricordo come forse il programma di diritto costituzionale forse perfetto che si studiava all'Università di Trieste, che qualcuno di noi ha avuto l'opportunità di studiare, era Crisafulli fonti, Crisafulli corte, Paladin forma di governo. Questo è un gran studiare diritto costituzionale. E ancora Paladin si è occupato di principio di eguaglianza. Ha scritto una monografia sul principio di eguaglianza e ha scritto una cosa che si chiama il Corte Costituzionale Principio Generale di Eguaglianza, aprile 1979, dicembre 1983, che sembra una cosetta piccolina, una specie di rassegna di sentenze. In realtà, a mio modo di vedere, è una pietra miliare nel modo di concepire il principio di eguaglianza. È una pietra miliare per comprenderlo e per questa via tutto sommato anche controllarlo e governarlo nelle sue dinamiche, tenuto conto che l'articolo 3, nel giudizio di costituzionalità, è il parametro di gran lunga più evocato davanti alla Corte Costituzionale, di gran lunga più difficile da maneggiare e di gran lunga il più denso, il più gravido di conseguenze sull'evoluzione degli strumenti di decisione della Corte e anche su possibili in qualche modo deviazioni rispetto al ruolo della Corte. Quella tesi, l'insieme di considerazioni fatte in questo saggio non sono l'unica visione che oggi circola in Italia dell'uso dell'articolo 3, se volete la mia opinione personale vale quello che vale, e di gran lunga però la mia preferita tra le visioni dell'utilizzazione dell'articolo 3 della Costituzione. Come si può vedere, la varietà di temi trattati da Paladin è una varietà enorme, però, e io credo questo sia una caratteristica dei grandi studiosi, tutti questi temi in qualche misura si tengono insieme. Si tengono insieme per varie ragioni, una in qualche modo esteriore. Leggere Paladin è facile apparentemente, ha una prosa estremamente chiara, estremamente, come dire, cristallina, ma ci può essere una specie di inghippo, nel senso che è facile ma non banalizza mai, non spiega mai, non razionalizza mai
l'esistente, spiega tutto senza sconti, semplicemente aiuta molto il lettore a entrare in questioni anche molto complicate che non sono affatto scontate al lettore, che il lettore deve comunque affrontare. Però affrontarle sulla base di una prosa così ben calibrata è più semplice. Ma c'è poi anche una caratteristica forse più profonda che lega tutti questi contributi, ed è una questione ancora una volta legata al metodo, vi dicevo, cioè un metodo che non rinuncia, l'ho già detto prima più o meno per quanto riguarda il diritto regionale, non rinuncia al rigore del giurista, ma non si accontenta del puro rigore formale, prende in considerazione dati che non sono dati esclusivamente legati alla portata normativa di un singolo enunciato, ma tengono in qualche misura conto del fatto che le norme devono lavorare in un contesto, che il contesto in qualche modo che le norme devono in qualche modo, pur senza perdere la loro precettività, fare i conti con quel contesto. Da questo punto di vista mi pare di poter condividere l'opinione di chi ha detto che forse l'esito ultimo, l'esito naturale del lavoro di Paladin fosse proprio nei lavori degli ultimi anni, cioè nei lavori di storia costituzionale. Per la sua formazione, per il suo metodo, per il modo di affrontare le cose, era un giurista particolarmente tagliato, come dire, particolarmente vicino e particolarmente attrezzato per cimentarsi con la storia del diritto costituzionale, con la storia degli ordinamenti costituzionali. Da questo punto di vista è molto bella la lettura di un saggio comparso nel 1997 che si chiama Il metodo nella storia del diritto costituzionale, che è un lavoro, forse un programma del lavoro dei suoi ultimi anni, che purtroppo non riuscì a completare, ma è anche una meditazione, una riflessione sul metodo che si deve affrontare nell'affrontare appunto la storia degli ordinamenti costituzionali, e forse più in generale una riflessione sul metodo anche nella storia, nel modo di affrontare il diritto. Qui in particolare Paladin dice che è vero che il giurista, quando si accosta alla storia, deve mutuare in qualche misura categorie da altre discipline che stanno fuori alle discipline rispetto alle discipline puramente giuridiche, ma d'altra parte rivendica con un qualche orgoglio il ruolo del giurista nello scrivere la storia degli ordinamenti costituzionali, perché il giurista conosce le istituzioni, sa come le istituzioni funzionano, può selezionare accuratamente, in maniera più avveduta rispetto ad altri, il materiale da studiare, ed è più in grado rispetto agli storici puri o ai politologi o altre categorie di studiosi che si avvicinano a questa disciplina, può essere più vicino a catturare l'essenza delle dinamiche di trasformazione, che sono una combinazione tra norme e realtà dei fatti. Chiudo con una considerazione che ha un sapore vagamente personale, per così dire, anche se non mi piace fare considerazioni di carattere personale. Ed è questo, quindi ero indeciso se farla, ma poi ho deciso di farla. Io non sono in grado, in questa sede, né la sede forse è quella appropriata da questo punto di vista, per collocare il professor Paladin nella storia del diritto pubblico e del diritto costituzionale italiano. Un'operazione più grande di me, non ho le categorie, non ho neanche il tempo di cimentarmi in questa cosa. Certo, molte cose che sono state dette sono importanti per capire il ruolo che nella storia del diritto pubblico italiano ha avuto, e del diritto costituzionale ha avuto il professor Paladin. E sono anche convinto che sia necessario approfondire questo aspetto. D'altra parte non ho conosciuto il professor Paladin abbastanza per, parlarvi di mia personale memoria del professor Paladin. Lo diceva chi invece di memoria ne ha molta. Io non sono stato un allievo diretto del professor Paladin, sono invece stato un allievo diretto del professor Bartole, che è stato compagno di strada negli anni triestini di Livio Paladin, e con Livio Paladin ha avuto un continuo scambio di opinioni, di impressioni e così via. Quindi mi manca, per avere i materiali per costruire una memoria, mi manca la frequentazione quotidiana, non ho mai fatto esami con lui, non ho mai vissuto in istituto con lui e così via. Ci ho parlato qualche volta, l'ho sentito molte volte, l'ho letto, ci ho parlato qualche volta, una volta mi ha chiesto persino come va, che per Paladin non è che fosse una roba... E ci ho parlato, ho parlato con lui anche di alcuni miei lavori, ormai, ahimè, molti anni fa. Ebbene, quindi né storia né memoria, non posso fare storia, non posso fare memoria, però posso dire una cosa che ha un sapore vagamente personale, ed è questa,
cioè che gli studiosi che hanno parlato prima di me a questo tavolo, e molti altri, alcuni dei quali sono qua, alcuni dei quali non ci sono da altre parti, che di Paladin sono stati compagni di strada oppure hanno lavorato sotto la guida di maestri comuni di altre generazioni, e coloro che si sono formati sotto la guida di Paladin e coloro che si sono formati sotto la guida del professor Bartole qui a Trieste sono molto diversi tra di loro. Noi siamo tutti diversi tra di noi e gli altri che non ci sono ancora molto diversi. Per temi di studio, qualche volta per settori scientifico-disciplinari ci occupiamo di cose diverse. Siamo diversi per età, siamo diversi per convinzioni personali, siamo diversi per carattere, qualche volta forse siamo troppo uguali per carattere, che non va bene, è peggio ancora che essere diversi. Eppure tutti noi che siamo qui, ma anche molti altri, abbiamo un legame tra di noi, abbiamo la capacità di parlare in qualche modo un linguaggio comune che è basato su un approccio allo studio del diritto costituzionale, un'attitudine verso le cose, verso lo studio del diritto, che figure come quella di Livio Paladin hanno contribuito in modo forte a costruire. Questo ci consente in qualche modo di riconoscerci l'uno rispetto all'altro e, al di là delle differenze di opinioni che qualche volta ci sono e sono anche piuttosto profonde, di confrontarci e parlarci su basi comuni e condivise. Io non so se questa cosa possa essere definita come una scuola, non lo è, perlomeno non nel senso gerarchico che qualche volta si attribuisce a questo concetto. Però so per certo che se la scienza in generale e la scienza del diritto in particolare vivono di confronti e di comunanze che vanno oltre le divisioni di sede universitaria, campanile, bottega e non so che altro, ebbene, se questo è vero, se la scienza è questo, noi siamo debitori a figure come quella del professor Paladin di un contributo che sicuramente non è andato perso e che sono sicuro non sarà perso neanche negli anni a venire. E vi ringrazio. Bene, grazie professor Giangaspero. Passiamo ora alla parte conclusiva. Prego il Presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, di prendere la parola. Concluderà il Presidente Jacob. Grazie molte. Io ho avuto la fortuna di lavorare con il professor Paladin come capo ufficio legislativo quando lui era Ministro degli Affari Regionali e delle Politiche Comunitarie, però non ho avuto la fortuna di frequentarlo come discente presso l'università né di essere triestino, mi dispiace molto. E quindi non conosco tutti i particolari della vita, tutti i profili caratteriali. Lo conosco come una persona eccezionale, si era creato fra di noi un rapporto veramente di assoluta amicizia, se è stato possibile, ma mi sono trovato persona aperta a qualsiasi discussione, a qualsiasi approfondimento. C'è un'esperienza che ricordo con grande piacere. Io vorrei tornare però, proprio perché sono debole sotto questo profilo nell'incontro di oggi, non sono in grado di parlare di questa esperienza con il professor Paladin, tornare un attimo al tema del convegno, qual è il futuro della specialità. Sotto questo profilo, chiaramente è un profilo che io guarderò dall'ottica Corte dei Conti e quindi dall'ottica finanziaria. Ho trovato convincenti molte delle parole che così in maniera provocatoria ha pronunciato il professor Bin per quanto riguarda il futuro delle autonomie e quanto riguarda la situazione, la diversità di territori, la non paragonabilità di situazioni fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto speciale. C'è però alcune osservazioni sono da fare in maniera penso oggettivo. Vorrei dire anche questo, la Corte dei Conti presso la sezione autonomie sta istituendo un osservatorio sulle regioni a statuto speciale. Noi abbiamo dei dati, abbiamo un quadro completo della situazione, parlo sempre dal punto di vista finanziario, siamo in grado veramente di monitorare l'evoluzione o l'involuzione del sistema. Quello che abbiamo potuto constatare, queste cose le abbiamo dette nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, a cui ha dato un importantissimo contributo proprio il professor Bin e anche il professor Falcon, più volte, l'ultima volta nell'aprile del 2015, l'ultimissima volta l'altro ieri. Sono stato io in Commissione parlamentare per le questioni regionali a parlare di un problema di cui poi vi cennerò brevemente. Quindi siamo in contatto continuo e siamo in grado di seguire la situazione da vicino in maniera efficace. Quello che abbiamo constatato, e su questo io appunto mi discosto un po' dal professor Bin, che c'è una simmetria oggettiva in materia di acquisizione di entrate e di capacità di spesa fra regione e regione.
non c'è un perfetto, un coerente, un organico legame fra funzioni e fabbisogni di spesa. C'è una situazione variegata sul piano finanziario che riguarda non tanto le funzioni da svolgere, ma le tecniche e i procedimenti con i quali si svolge quella funzione. E su questo bisogna intervenire, e non è un caso se, adesso mentre i colleghi, gli amici, no, colleghi, i professori parlavano, vi stavo riguardando il testo di disegno di legge costituzionale sui quali saremo chiamati a pronunciarci ad ottobre, cioè la riforma. Il nuovo articolo 119 della Costituzione, sotto questo profilo, dice delle cose importanti che potranno piacere o non piacere, ma ormai diventeranno Costituzione se sarà approvato, se avrà esito favorevole il referendum. Dice, vi dico rapidamente perché sarebbe lungo leggere tutto, le regioni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, su questo tornerò. I comuni e le regioni hanno risorse autonome e applicano i tributi di entrate proprie, eccetera. E poi dice al quarto comma, le risorse, non le ho letti tutti per motivi di brevità, di cui sopra, derivanti dei commi di cui sopra, assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei comuni, delle regioni e delle città metropolitane. Con legge dello Stato, e qui è il punto importante, sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni. Cioè questo è un segnale importante, significa se in Costituzione hanno sentito i nostri costituenti la necessità di prevedere addirittura in una norma costituzionale, quindi una norma non facilmente derogabile e modificabile, che sia lo Stato a definire indicatori di riferimento di costo e fabbisogno, evidentemente qualche problema di univocità di comportamento c'è. Evidentemente si pone quel problema sul quale noi Corte dei Conti torniamo continuamente, e mi dispiace, professor Bin, mi consente di spezzare una lancia a favore dei burocrati romani, non perché io sono romano, perché non lo sono, ma i famosi a favore dei burocrati. Io mi rivolgo ai burocrati sempre con la B maiuscola. Il burocrata è uno che osserva la legge, può osservarla in maniera pedistica, in maniera formale, in maniera ragionieristica, possiamo dire tutto quello che pare, però è chiamato ad applicare disposizioni di legge, quindi se fa l'accentratore perché c'è norme che dispongono l'accentramento, se fa il decentratore è perché applica norme che decentrano. Non possiamo, con assoluta franchezza, scaricare colpe sulla mentalità del burocrata, che potrebbe essere più vivace, che però, ripeto, applica la legge e l'applica con attenzione, e noi Corte dei Conti siamo qui proprio per burocrati come lui, per verificare che si attenga a queste regole. Quindi c'è un problema forte, fortissimo, di coordinamento della finanza pubblica, c'è un problema importante di coniugare, e questa è la sfida alla quale siamo chiamati proprio le leggi sullo speciale, coniugare l'autonomia con la solidità, con la organicità del sistema finanziario pubblico. Noi il Paese non si può permettere più un sistema disorganico e disarticolato. Noi abbiamo anche dei vincoli europei, abbiamo soprattutto dei vincoli europei, dobbiamo garantire l'unità. La Corte Costituzionale, consentitemi la battuta, un giorno sì, un giorno no, potrei citarvi decine di sentenze, ha detto che bisogna garantire, lo hanno detto pure varie leggi, l'unità economica della Repubblica. Quindi non stiamo parlando di fare violenza alle autonomie speciali o alle autonomie locali, stiamo parlando della necessità di evitare lo scollamento economico del Paese. La Comunità Europea, quando guarda al nostro Paese, come quando guarda agli altri Paesi, non guarda la singola spesa della singola regione, del singolo comune, guarda i saldi di finanza pubblica, e questi saldi sono formati con il concorso di tutti. Quindi c'è un problema di coordinamento che è diventato importante dopo la prima riforma. Qui io mi ricordo da ragazzo la Costituzione mi sembrava un moloch immodificabile, qui invece un giorno sì, un giorno no si modifica la Costituzione con norme non sempre perfettamente organiche, ma insomma titolo quinto della Costituzione modificato, si è posto immediatamente il problema di coordinamento della finanza pubblica. Adesso non sto a ripercorrere tutta la storia perché la conoscete. Entra in vigore la modifica dell'articolo 81 della Costituzione e il famoso equilibrio del bilancio impostoci dalla Comunità Europea, ecco perché i vincoli europei sono importanti, e voi ricordate pure che si è parlato dopo un lungo dibattito di equilibrio del bilancio e non di pareggio di bilancio. Questo perché si è voluto consentire a tutti, regioni comprese, di un finanziamento in prospettiva anche in deficit della spesa pubblica. Vincoli che ci derivano dall'equilibrio, dall'obbligo dell'equilibrio, vincoli che ci derivano dalla Comunità Europea, fanno sì che noi dobbiamo condurre un'azione che sia il più coordinata possibile. E qui torniamo al discorso del futuro delle regioni.
il coordinamento della finanza pubblica, questa esigenza assolutamente imprescindibile, presuppone un altro tipo di paletti, un'altra serie di paletti da mettere alla gestione anche delle regioni a statuto speciale, che è quello relativo all'armonizzazione. Cioè noi potremo fare un coordinamento della finanza pubblica, vi parlo proprio per esperienza diretta, solamente se avremo modo, non noi, insomma il Governo, lo Stato, il Parlamento, se avremo modo di leggere i bilanci confrontabili, leggibili, che siano scritti secondo una stessa linea, altrimenti se non c'è ci sono bilanci diversificati, completamente scritti in maniera completamente diversa, non si riesce, lo capiamo anche in maniera proprio elementare. Allora, questa esigenza è un'esigenza fondamentale, tant'è vero che è stata messa in Costituzione fra le competenze, articolo 117, competenza della legislazione esclusiva dello Stato, quindi è un must a cui dobbiamo attenerci. Allora, se così è, dobbiamo forse pensare che, vedo questo è un discorso non politico ma che mi viene dall'esperienza, che forse con la riforma della riforma del titolo quinto, perché adesso siamo forse alla terza riforma del titolo quinto, si è tornati un po' indietro, cioè si è fatto questo esperimento, si è dato nel 2001, si è fatta la riforma costituzionale a vele spiegate, si è voluto dare autonomia e indipendenza soprattutto alle autonomie locali, lo Stato è stato completamente, c'è stata una rivoluzione copernicana, da uno Stato accentrato e gerarchizzato si è passato a uno Stato equiordinato, il Comune che era l'ultimo anello è diventato il principale protagonista, c'è stata una rivoluzione nell'ottica di responsabilizzare le autonomie locali, comuni e regioni. Ha funzionato il sistema? Nì, perché se si è costretti poi a tornare dopo qualche anno di nuovo sulle stesse materie, cambiando nuovamente la Costituzione sugli stessi articoli, qualche problema, qualche dubbio può sorgere e la riforma verso la quale noi ci avviviamo, poi si può condividere o non condividere, ma ha una impostazione centralistica, c'è un po' un ritorno ai vecchi sistemi, soprattutto nei confronti delle regioni a statuto ordinario, come voi sapete. C'è la famosa clausola di supremazia, c'è il famoso discorso che il coordinamento della finanza pubblica spetta allo Stato e non alle regioni, su tutte norme che poi verranno applicate alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale con sistemi sui quali poi mi intratterrò. C'è quindi un ritorno sotto il profilo soprattutto della finanza, dei sistemi di finanza pubblica ad una centralizzazione. Come si atteggia? Quale potrà essere allora il futuro delle regioni, delle autonomie speciali davanti a questa prospettiva? Beh, voi sapete che il nuovo testo della Costituzione, l'articolo 39, ha messo una norma transitoria con la quale ha detto, sostanzialmente banalizzo, tutto quello che c'è nella riforma costituzionale non si applica alle regioni se non dopo che si sono state raggiunte intese. Allora lo strumento dell'intesa, che era nato nel 2009, soprattutto per i profili finanziari, lo strumento dell'intesa era quello attraverso la quale, superando pure un po' i lavori delle commissioni paritetiche, si riusciva a raggiungere accordi sulla gestione finanziaria, sui finanziamenti, che venivano poi formalizzati con legge dello Stato, quindi una legge dello Stato che ha come contenuti oggetti concepiti di concerto con le regioni. Questo strumento d'intesa assurge a strumento di modifica addirittura della Costituzione, cioè per poter applicare le nuove regole, la nuova disciplina costituzionale occorrerà raggiungere l'intesa con le regioni. Questo potremmo definire una sorta di clausola di salvaguardia, anche se sapete tutti che la clausola di salvaguardia ha un altro tipo di significato di interpretazione, ma è una clausola di salvaguardia, consentitemi l'assoluta franchezza, pericolosa, perché prima di allaccio il discorso del professor Bin, per raggiungere l'intesa bisogna essere in due, quindi se una delle regioni a statuto speciale non raggiunge l'intesa non si modifica, quindi potrebbe succedere che noi avremo 10 titoli quinti della Costituzione, potrebbe succedere che avremo 10 ordinamenti differenziati dalla regione a regione, quindi certamente in relazione a quelle che sono le esigenze territoriali, però il sistema Paese potrebbe non funzionare davanti a un'emergenza così. Potrebbe darsi che questa riforma costituzionale che noi andiamo a votare ad ottobre venga rinviata sine die per alcune regioni a statuto speciale, perché non si aggiunge motivi vari, politici, istituzionali, sociali, economici, finanziari, non consentono di raggiungere. E questo come sistema mi rendo conto che è importante comunque salvaguardare l'autonomia,
Però visto in un'ottica generale romana, mi consente professore, questo è qualcosa che ci lascia, che perlomeno personalmente mi lascia perplesso. Il problema di fondo, io stavo pensando, qui siamo nella sede della una delle regioni sullo speciale che mi è più, della quale sono innamorato, e in una sede il Presidente della Conferenza dei Presidenti. C'è un problema ulteriore che si pone, che però potrebbe avere un risvolto positivo ai fini di un futuro delle regioni. Perché cosa succederà una volta che sarà entrato in vigore il nuovo Senato, una nuova norma sulla composizione del Senato, delle famose conferenze Stato-Regioni, conferenza unificata, conferenza Stato-Città, conferenze dei presidenti? La legge non è stato previsto nulla, quindi rimangono in piedi, ma funzioneranno, cioè sarà ancora necessario ricorrere a questi strumenti di coordinamento per attuare poi previsioni costituzionali? Anche qui la risposta è nì, perché il Senato è l'organo che viene chiamato proprio a tenere questi collegamenti. Una delle funzioni, adesso non sto qui a dire cose che conoscono tutti, una delle funzioni che avrà il Senato è proprio questa di creare un raccordo tra Stato e enti in senso generale, fra Stato e Unione Europea. Quindi il Senato avrà un ruolo che si andrà a sovrapporre o a giustapporre a quello delle conferenze. Allora le conferenze dovranno rimanere, però potrebbe essere proprio il luogo in cui addivenire a queste famose intese, cioè arrivare, l'auspicio che posso fare come cittadino, non come magistrato della Corte dei Conti, è che non si faccia una serie di intese a macchia di leopardo, che proprio attraverso il filtro di queste conferenze, oppure attraverso il filtro che dovrà assicurare il Senato, si possa arrivare ad una gestione, ad un ordinamento organico e unitario, perché altrimenti non si andrà da nessuna parte. Sotto questo profilo voglio dirvi, adesso non voglio fare un endorsement per la Corte dei Conti, ma noi siamo qui, siamo presenti, il Senato deve fare, tra le cose che è chiamato a fare, una valutazione delle politiche pubbliche. La valutazione delle politiche pubbliche è scritta così in Costituzione, sembra una cosa semplice, ma non è semplicissima. Per fare una valutazione delle politiche pubbliche bisogna conoscere bene la situazione del Paese, bisogna conoscere bene la situazione economica e sociale, la situazione soprattutto finanziaria e patrimoniale di tutti gli attori, comprese le regioni a statuto speciale. Adesso qual è l'istituto? Chi può dare una mano, chi può dare un supporto professionale, neutrale, imparziale al Senato in questa materia? È proprio è l'unico organo l'unico istituto che potrà svolgere una funzione del genere, perché siamo gli unici che, grazie anche all'informatizzazione che ci siamo dati, grazie alla professionalità dei colleghi, siamo in grado di fornire un supporto veramente operativo. Io questo lo dico perché voi tutti ricordate, che quando si è posto un problema analogo impostoci sempre dall'obbligo di osservare i vincoli europei, e cioè richiestoci dalla Comunità Europea, per il Parlamento è stato creato il Fiscal Council, è stato creato l'Ufficio parlamentare di bilancio, facendo con legge rinforzata un ufficio che sta funzionando benissimo, composto di persone di livello assolutamente elevato e molto esperte che fanno le loro relazioni, però anche qui in Francia noi abbiamo un sistema mutuato da quello francese per quanto riguarda questo tipo di ordinamento, questa competenza è stata data dalla Corte dei Conti francese. Allora l'auspicio è che per quanto riguarda, perché il Senato sarà il punto di riferimento di tutte le istanze delle autonomie locali, sarà proprio il crogiolo in cui queste istanze si fonderanno e si confronteranno. E noi come Corte dei Conti ormai da sempre, ma soprattutto dal 2012 con il famoso decreto legge 174, siamo in questa. Oggi qui abbiamo celebrato la parifica ed è una che noi dobbiamo, per il quale la Corte dei Conti deve essere sempre comunque riconoscente alle regioni a statuto speciale, che sono state le prime a sentire il bisogno che si addivenisse a questo istituto, ma è proprio questo aiuto che noi possiamo dare, che noi diamo anche alle regioni a statuto ordinario con i nostri approfondimenti, che potrebbe essere quello che, elevando il livello, potrà essere fornito al Senato. Noi siamo articolati, adesso non mi sembra di fare un venditore, una promozione, siamo articolati sul territorio e siamo in grado di dare un contributo. Quindi, conclusione. Autonomia sì, assolutamente, l'autonomia va salvaguardata perché l'autonomia non è un'invenzione, rispecchia quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze economiche, le esigenze finanziarie, le esigenze di spese, le esigenze sociali, ok? Però bisognerà coniugare autonomia con unicità del sistema, chiamiamolo contabile, sistema finanziario nazionale e soprattutto, consentitemi,
autonomia e responsabilità, perché altrimenti il sistema si scolla. Sotto questo profilo, se le intese varranno a creare un sistema di questo genere, potremo dire che la Costituzione, che questa riforma avrà funzionato, altrimenti sarà rimasta perlomeno per 5 parti del territorio del Paese lettera morta. Grazie. Presidente Jacob, prego. Grazie, no, attendevo che il dottor Viola, che smistava il traffico, desse la parola. Ma io ovviamente a nome del Consiglio regionale, qui c'erano presenti anche oggi, fa piacere, di molti consiglieri regionali, esprimo chiaramente la soddisfazione e il ringraziamento per questo importante convegno, questi importanti contributi che sono stati portati nel ricordo ovviamente del professor Paladin, ma soprattutto nell'attualità del pensiero elaborato e nella valutazione, secondo delle proprie sensibilità e anche dei compiti assegnati al professor Bartoli e a ciascun relatore, della valutazione appunto circa il futuro della specialità. Tra l'altro nel frattempo ci è raggiunto anche quello che diceva il Presidente Squitieri, un costituente, anzi no, il professor Zangardi, un costituente, il senatore Russo, che tra l'altro è relatore della modifica dello Statuto in Senato, della modifica dello Statuto regionale, passato senza intesa, e quindi sul quale dovremmo cominciare a valutare l'effetto relativamente a quello che appunto dovrà essere un concetto che va elaborato e che oggi è presente nel testo. Quindi ringrazio ovviamente a partire dal Presidente della Corte dei Conti, le autorità, colleghi che hanno partecipato, ovviamente i relatori, per il contributo che è stato offerto. Voglio ricordare che proprio 2 anni fa in quest'Aula abbiamo celebrato i 50 anni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il formale avvio della Regione Friuli Venezia Giulia con una lectio magistralis dell'allora Presidente della Corte Costituzionale Silvestri, che entrò proprio e fece una relazione proprio basata sul significato e sull'attualità dell'autonomia e della specialità. Tra l'altro affermò anche che la specialità non è un bene disponibile alla politica, ovviamente è una ricchezza, una specificità che va valutata, che va vissuta, che va praticata e che va anche attualizzata. Credo che questo sia stata una relazione molto importante, quella che fece appunto, portando un contributo importante, il Presidente Silvestri. Oggi ovviamente abbiamo avuto l'occasione di ricordare Livio Paladin, anche che queste valutazioni non possono essere solo un momento così celebrativo o di valutazione, di analisi del passato, ma è soprattutto un punto di partenza per analizzare ciò che saremo chiamati a fare nei prossimi mesi, probabilmente nei prossimi mesi, ma io direi sicuramente nei prossimi mesi, perché saremmo di fronte ad un referendum che confermerà o meno la riforma costituzionale, ma quel dibattito che il professor Bin diceva circa la persistenza del sistema delle autonomie speciali, le macro regioni, saranno un argomento comunque, a prescindere che la riforma costituzionale passi o non passi, perché sta nel dibattito da molti anni e sta da molti anni nel confronto anche interno al sistema delle autonomie regionali, non solo all'interno ovviamente della rappresentanza parlamentare. Quindi è un confronto sul quale ovviamente saremmo comunque chiamati. Come dicevo, celebrare uno statuto di autonomia vuol dire ogni giorno mettere in gioco competenze e prerogative in favore dei cittadini e contestualmente della comunità nazionale, e sempre più in quella chiave europea che anche ovviamente nel caso specifico per gli obblighi che ci impone il Presidente Squitieri ci evidenziava. Non si tratta, come a primo avviso potrebbe apparire, appunto di un esercizio retorico, ma dell'autentica finalità dello Statuto di autonomia e di una regione nel contesto statuale e comunitario. Siamo convinti come
consigli regionali, rappresentanti delle autonomie speciali, lo diceva il Presidente Ganau, che se ci chiudessimo in un arroccamento, in una difesa del già avuto e acquisito e quindi assolutamente intangibile, rischieremmo di fare un duplice errore. In primis nei confronti dei cittadini della nostra regione, cui questo statuto appartiene, e verso i quali ogni giorno dobbiamo rispondere con buone pratiche di attuazione e di sviluppo, dando risposte alle mutate e mutuabili esigenze. Confondere infatti strumenti con finalità potrebbe essere un errore fatale. Un secondo nei confronti di chi quell'autonomia è chiamato a rispettare nel reciproco affidamento che l'interesse comune perseguito è assolutamente coincidente. È chiaro che ci deve essere una coincidenza tra gli interessi comuni e le esigenze specifiche delle autonomie. L'autonomia non può essere per sua definizione agitata contro qualcuno o qualcosa, ne verrebbe meno del suo requisito essenziale. È il riconoscimento ed il rispetto dell'altro nella dimensione ovviamente delle prerogative e delle specificità che ognuno ha. Anche qui, come dicevo, non è retorico richiamarsi alla dimensione europeo, non solo per l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, ma perché affrontare oggi il tema delle autonomie e della specialità per il Friuli Venezia Giulia, non contestualizzandolo proprio nella dimensione europea, e dico di regioni europee, vuol dire riportare indietro le lancette della storia. E c'è inutile ricordare, per esempio, quanto avvenuto a pochi metri da questo Consiglio esattamente 25 anni fa. 25 anni fa c'erano i carri armati che segnavano la fine della Jugoslavia, l'inizio di una nuova dimensione, di nuovi spazi, di nuove relazioni. E chi governava appunto questa regione 25 anni fa, come chi la governa oggi, non può non considerare, non può non confrontarsi con questi sistemi. Oggi stiamo parlando di macro regione adriatico-ionica, oggi siamo inseriti nel gruppo europeo di cooperazione territoriale assieme alla Carinzia, con la richiesta dell'Istria, ora che la Croazia è nell'Unione Europea, di entrare in spazi di collaborazione, di interrelazione e di opportunità comuni e condivisi. Queste sono nuove frontiere anche rispetto allo Stato centrale, anche rispetto alla restante parte del sistema regionale di questo Paese. Per questo oggi più che mai al legislatore regionale, dico legislatore regionale credendo che ci sia un ruolo importante, anche crescente, dei consigli regionali proprio in questa dimensione, spetta il compito di essere interpreti di quella positiva tensione tra il già ed il non ancora di uno statuto di autonomia, rileggendo le ragioni fondanti, interpretando le dinamiche socio-economiche che sempre stanno alla base di una comunità, dotandosi di capacità e strumenti di interlocuzione via via più elaborati e raffinati. È per questo che abbiamo voluto intitolare la nostra giornata di studio Il futuro della specialità regionale e abbiamo scelto di aprire questo percorso di riflessione che porterà, nel caso di esito positivo del referendum, verso la revisione dello Statuto, partendo da un padre dello Statuto di autonomia, qual è appunto il professor Paladin. Il tutto nell'anno in cui, con l'autorevole presenza del Presidente della Repubblica, abbiamo fatto memoria quarantennale di quell'autentico banco di prova per l'autonomia regionale rappresentato dalla ricostruzione dopo il sisma del 76. Ecco, da quell'esempio, da quel modello, ieri ne celebravamo il contenuto, alcune peculiarità, credo si possa affermare che il binomio autonomia e responsabilità abbia dato un esempio concreto, reale, dell'applicazione vera di principi fondanti appunto collegati a questa dimensione. Quindi tutto questo ci lega, ci fa memoria e però fortifica le ragioni di un approfondimento scientifico che fa emergere vecchi e nuovi scenari. Sono state dette sono state fatte importanti affermazioni sul ruolo legislativo che rispetto a quello delle materie, il professor Falcone, il professor Bin, ovviamente dall'alto della sua forte tratto regionalista, come ho sentito più volte affermare principi. E credo che proprio nella sperimentazione, nel lavoro svolto, si possa ricercare anche quelle specialità che vanno riconosciute al sistema regionale proprio per le proprie diversità, anche nell'ordinarietà,
e nelle proprie capacità e competenze e opportunità di sviluppare e approfondire le questioni che sono proprie dello sviluppo del territorio di cui essi sono responsabili. Il tema del lavoro, ad esempio, del lavoro, formazione e lavoro, è un tema che siamo riusciti a reinserire nel 116 terzo comma, perché è una delle attività fondamentali che la specializzazione regionale può, e anche quindi la qualificata attività della Regione può, nella peculiarità dei propri territori, del proprio sistema di sviluppo, della propria competenza, può rendere in maniera originale come competenza e come opportunità appunto di differenziazione. In questo senso quindi credo che ci sia l'opportunità per far sì che il sistema delle specialità, giustamente come è stato ricordato nelle sue diverse peculiarità, possa portare un contributo al dibattito nazionale nei prossimi mesi. Proprio perché già lo stesso Paladin nel 93 citava, l'ha citato il professor Falcon, diceva che il sistema delle autonomie speciali può essere un traino virtuoso proprio per il sistema delle regioni ordinarie che non sono omologate, ma sono di fatto espressione di territori fra loro diversi, anche seppur con lo stesso ordinamento. E quindi in questo senso credo che si possa riassumere il dibattito di oggi, il confronto di oggi, quello che è stato appunto l'esito di questo convegno, anche in quello che è la prospettiva appunto della riforma costituzionale sulla quale andremo ad esprimerci con il referendum, senza entrare ovviamente in merito al referendum stesso, ma ragionando su quello che, se ci sarà la conferma della riforma, ecco, il tutto dovrà in qualche modo sviluppare rispetto al tema delle specialità e delle regioni e dell'autonomia differenziata. Il tema dell'intesa sarà un tema centrale. Il tema dell'intesa non può essere un mero dato procedurale, non può essere una concessione data magari sotto il ricatto di qualche numero necessario perché la riforma potesse essere approvata, non può alla fine ridursi ad una sterile confronto dove poi alla fine comunque la catena gerarchica dovrà alla fine si esprime e chiude magari un dibattito che qualcuno ha già detto potrebbe arrivarsi sterile ed infinito. Chiediamo che su questo ci sia ovviamente nel contributo al dibattito una importante elaborazione scientifica come quella che oggi qui abbiamo colto. Se l'intesa è veramente il riconoscimento di uno strumento, di una opportunità di rispetto e di garanzia e di confronto sulle rispettive esperienze, ecco, noi crediamo che ciò possa essere esteso anche relativamente al rapporto fra appunto il sistema delle regioni ordinarie e lo Stato per l'applicazione, come dicevamo, delle opportunità che la Costituzione riconoscerà a quel sistema del nuovo, per le prospettive del nuovo regionalismo. C'è poi anche il tema del richiamo al lavoro della Commissione bicamerale, sul tema delle commissioni paritetiche. La Commissione ha lavorato, ha raggiunto dei risultati, anche su questo credo debba essere avviato in maniera immediata un confronto per dar significato a quello che è l'istituto che viene riconosciuto come l'istituzione che viene riconosciuta, l'attività che viene riconosciuta come ovviamente l'elemento di snodo nel confronto poi e nel rapporto tra le esperienze delle gestioni speciali e appunto lo Stato stesso. Quindi in questo senso credo che il lavoro che ci attende sia un lavoro importante. Il contributo che possiamo cogliere da questo convegno è sicuramente un contributo significativo, lo allegheremo, lo inseriremo nel contesto delle risultanze di quell'attività che come conferenza dei consigli regionali stiamo svolgendo con la serie di seminari che abbiamo organizzato nel nostro Paese.
e credo che con questo immaginiamo di poter dare un contributo fattivo sia al dibattito sulla riforma, sul referendum sulla riforma, sia poi all'attuazione della riforma stessa, perché potrà anche essere scritta non in maniera perfetta, potrà avere, però sarà una riforma utile al Paese se verrà arricchita poi dei contenuti reali e concreti. Un Senato che sia effettivamente rappresentativo delle esigenze territoriali, un sistema di relazioni maturo, una responsabilità diffusa, un riconoscimento del valore dei territori e della loro capacità di essere ancora utili, ovviamente coordinati, omogenei nel loro risultato, ma ancora utili all'intero Paese. È l'augurio che ci facciamo. Ecco, gioverebbe, dice il professor Bartole, se ci dicessero come vogliono attuarlo. Noi proveremo a dare dei suggerimenti. Grazie a tutti. Prima di concludere, volevo però ovviamente dare un ricordo della giornata al professor Bartole, che così gli facciamo anche gli auguri per i suoi 80 anni. E ovviamente al professor Cutieri, al quale ovviamente diamo anche un ringraziamento per l'attività che ha svolto e per aver voluto concludere il suo alto incarico proprio con questo convegno nella nostra regione. Grazie ancora della sua disponibilità.